Buongiorno a tutti, benvenuti alla nona e ultima giornata di formazione del corso di formazione sul paesaggio organizzato dalla Regione Veneto in collaborazione con l'Università IUAV di Venezia. Oggi dico ultima giornata perché ufficialmente le giornate di reale formazione con relatori si concludono con la giornata odierna, lasciando poi spazio all'ultima vera giornata del corso che è fissata per la settimana prossima, ovvero il 26 novembre, in cui ci saranno le presentazioni ufficiali dei lavori dei corsisti e ovviamente la consegna degli attestati, dei certificati di partecipazione. Oggi, come ultima lezione del terzo blocco di lavoro che prova a mettere a sistema i temi del turismo legati all'ambito più specifico dove il tema acqua è dominante, ovvero l'ambito costiero inteso in multilivello, cioè costa marittima, costa lacustre, costa fluviale. Nella giornata di oggi, essendo anche un po' la conclusione di un percorso che ha provato a situare questa relazione dove spesso le criticità e le opportunità sono in bilanciamento non uguale, proviamo a raccontare e a portare sul tavolo di amministratori e tecnici anche tematiche di frontiera. In particolare nella seconda parte della mattinata avremo con noi degli esperti che stanno portando avanti ricerche importanti che provano a spostare anche il tema classico della gestione della pianificazione verso orizzonti in cui non c'è o comunque la stratificazione normativa di sperimentazioni, di casi studio è ancora molto giovane. In questa prima parte invece avremo con noi la professoressa Francesca Di Lascio dell'Università di Roma 3 che prova o proverà a raccontarci un po' quello che sono i quadri giuridici che portano come necessità di riferimento per l'ambito costiero. Costiero inteso ovviamente in ambito molto, molto lasco in questo caso, ma che però è importante per noi per dare un quadro di riferimento quando affrontiamo il tema del paesaggio in un ambito così peculiare. Ovviamente, come ogni lezione, lasciamo e chiediamo ai corsisti di eventualmente, se hanno domande e curiosità che sorgono dalla presentazione della professoressa, di segnarsele e poi alla fine della mattinata o alla fine della prima parte della mattinata le sottoporremo alla professoressa e sarà, penso, ben volenterosa nel rispondere ad ogni curiosità. Quindi non rubo altro tempo alla professoressa Di Lascio, a lei la parola per questa prima lezione di posizionamento. Buongiorno a tutti, sono molto lieta di essere qui con voi oggi per discutere di un tema a me caro, del quale mi occupo da tempo rispetto però a cui ho cercato di fare uno sforzo e spero che questo nella mia presentazione emerga di selezione, di individuazione di alcune in un certo senso parole e considerazioni chiave per poter estrarre da questo mare, visto che parliamo di coste, ci sta di norme tra loro assolutamente intrecciate, sovrapposte, contraddittorie spesso e di, come sapete, sentenze moltissime da parte di tutti i giudici sulle questioni che riguardano il demanio costiero per capire come, diciamo, tracciare delle linee di indirizzo che possano essere di vostro interesse rispetto alle professioni che esercitate, partendo però dal dato giuridico. Quindi non troverete nella nostra relazione di oggi delle dettagliate indicazioni normative, se non quando sarà strettamente necessario. Quello che invece vorrei fare con voi è capire qual è la ratio delle norme che regolano questo settore e quali sono i problemi sul piatto oggi. Il tema è estremamente attuale per moltissimi punti di vista
E ce lo dicono i quotidiani e curiosamente ce lo dicono nel periodo invernale, mentre voi sapete che invece è di moda riaffacciarsi a discutere di questioni che riguardano il demanio costiero più in primavera. Da Pasqua in poi in genere i giornali dedicano sempre ampi titoli a come saranno regolate e gestite le spiagge nel corso dell'estate. E nel nostro caso invece se ne parla anche in inverno, se ne parla perché è in corso di approvazione una norma generale in materia di concorrenza che era attesa da anni, ma anche perché proprio la scorsa settimana è stata adottata una sentenza da parte del Consiglio di Stato che sembra mettere il punto su quest'idea di, diciamo, delle spiagge che, come vedremo, rappresentano un po' il cuore del nostro ragionamento, perché sono tra i beni che compongono il demanio costiero quella maggiore valenza economica e quindi diciamo i beni sui quali si intercettano maggiormente una serie di interessi contrapposti e in conflitto, e il Consiglio di Stato è intervenuto con una sentenza che chissà se forse metterà un punto su una serie di questioni su cui già diciamo dai primi anni, dalla metà degli anni 90, l'autorità garante per la concorrenza e lo Stato era intervenuta. Allora, quindi diciamo, data questa considerazione generale, io vorrei condividere con voi le mie slide che ripercorrerò per appunto giungere a poi la conclusione finale e vedere insieme qual è, diciamo, appunto, quali sono i punti da tenere a mio avviso sotto osservazione. Allora, credo che ci sia un problema con la condivisione dello schermo, perché se provo a condividere mi dice che... Un attimo, la stiamo attivando. Grazie. Adesso è attivata. Perfetto. Allora, provo di nuovo. Allora, nulla. Forse ora ci siamo. Perfetto, ok. Ok, dovreste vedere la mia presentazione. Sì, la vediamo. Adesso. Esteticamente migliore. Perfetta, perfetto. Beh, allora, una delle parole chiave che voi vedete, ho segnalato già dal titolo, è quali usi per il paesaggio costiero. In realtà, appunto, gli usi del paesaggio sono molteplici e vedremo quali sono i vincoli che le norme ci offrono rispetto alla possibilità di scelta tra uno e l'altro uso. È chiaro che in questo tema quindi si intrecciano le questioni da un lato della pianificazione integrata in materia costiera e dall'altro di quale ruolo può avere l'amministrazione rispetto alla ricerca, come vi dico nel titolo, di un punto di equilibrio tra quello che è lo sviluppo turistico e la tutela ambientale. La parola tutela è un'altra delle parole chiave di tutto il nostro ragionamento, perché è una parola che noi troviamo in realtà già, come dire, nella radice stessa dal punto di vista del diritto del tema demaniale. Ora, lo Stato italiano è uno Stato appunto a modello demaniale rispetto alla protezione dei propri beni pubblici. Questo sappiamo che non è un modello, come dire, universalmente valido. Esistono una serie di sistemi dove ad esempio diciamo la nozione di demanio non esiste, penso già vicino a noi a quello tedesco, ma esistono anche tutta una serie di altri sistemi dove i beni pubblici e quindi le coste vengono diciamo gestite e tutelate con modalità diverse da quella demaniale. Nei sistemi latinoamericani ad esempio si agisce attraverso meccanismi come in quelli africani denominati piuttosto di public trust, ma noi partiamo dal dato di quello che accade oggi nel nostro sistema e non è questa la sede per discutere se il modello previsto sia o meno il migliore. Ne prendiamo atto e prendiamo atto quindi del fatto che, come dire, il demanio costiero rientra nel demanio marittimo secondo le norme ed è quella parte di demanio naturale compreso all'interno del demanio marittimo che però comprende anche i porti e le attrezzature correlate ai porti, che sono quindi, come dire, elementi di tipo artificiale. E questo già ci dà un'idea diversa, perché in realtà c'è un criterio di fondo che dobbiamo tenere a mente nella distinzione delle questioni che riguardano il demanio naturale e quello non naturale, che è la non riproducibilità. Se un bene del demanio artificiale viene in qualche modo danneggiato, può essere ricostruito.
questo concetto noi non possiamo applicarlo al demanio naturale, perché il demanio naturale si dice che è tendenzialmente irriproducibile oppure è riproducibile a costi elevatissimi. È per tale ragione che tutte le politiche nazionali ed europee che mirano a tutelare la costa lo fanno attraverso un contrasto preventivo rispetto all'erosione, che è tra le principali cause naturali che portano al detrimento del bene e quindi alla sua potenziale impossibilità di riproducibilità. Questo mi pare già, come dire, un elemento cruciale da considerare. Peraltro il demanio costiero, secondo il codice civile, è considerato, si dice, demanio necessario, cioè è soggetto ad una regola che è la base di tutta la concezione demaniale, cioè non può mai essere diciamo ceduto a privati oppure addirittura ad enti pubblici territoriali che non siano quelli di livello statale. Quindi il demanio necessario e le coste appartengono allo Stato. Tralasciamo il fatto che vi sono stati dei tentativi con alcune norme di portare a delle modifiche proprietarie, per cui ad esempio il federalismo demaniale avrebbe dovuto innescare un meccanismo per il quale parti di demanio potevano essere imputate agli enti locali, ma diciamo mantenendo la generalità del sistema rispetto all'impianto teorico codicistico, noi diciamo che in realtà il demanio costiero è una res extra commercium, quindi appartiene allo Stato e non può fare oggetto di commercio. Questo perché? Perché è estremamente rilevante il fatto che attraverso i beni del demanio costiero rilevi un interesse che appartiene all'intera collettività nazionale. Un'altra indicazione interessante ci viene, oltre che dal codice, diciamo che dal codice della navigazione, dal codice civile. Mettendo insieme queste disposizioni noi vediamo ad esempio che il demanio marittimo è composto dal lido del mare, dalla spiaggia, dalle foci dei fiumi che sboccano in mare, dai bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare, nonché dai canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo. Perché vi riporto questo elenco? Perché poi ci torneremo più avanti in un collegamento tra demanio costiero e paesaggio. Perché il demanio costiero è in realtà un bene non unitario. È composto da una serie di altri beni pubblici naturali che sono tutti tra loro fortemente interconnessi. Quindi quando noi andiamo a ragionare su concedere un bene demaniale marittimo, in realtà ragioniamo sempre sulla concessione di una porzione di un bene, perché qui parliamo di beni appunto che tra loro presentano un'interrelazione e quindi la tutela dei beni crea in realtà la necessità che vi sia una politica di pianificazione appunto integrata, nell'ambito del quale i singoli beni rispetto ai molteplici interessi che questi presentano possono essere complessivamente garantiti. Vediamo un attimo più da vicino, dato l'oggetto della nostra giornata, chi fa che cosa. Sapete, il nostro è un sistema plurilivello dal punto di vista istituzionale, ma a chi compete occuparsi del demanio marittimo? Nel 1998 uno dei decreti che attuava quel grande processo di trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali che originava dalla cosiddetta legge Bassanini, il decreto che più di altri ha dato attuazione a questa norma ha espressamente conferito a regioni ed enti locali tutte le funzioni relative alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri. Successivamente una norma di qualche anno appunto successivo ha chiarito in realtà che più che il ruolo degli enti locali, il ruolo qui da protagonista era quello della regione, che era, diciamo, deputata ad adottare tutti gli interventi di tutela della fascia costiera. Qualche anno dopo, come vi dicevo, è intervenuta la legge sul federalismo fiscale e sul federalismo demaniale, in particolare che ha previsto la possibilità di trasferire beni del demanio marittimo agli enti territoriali sulla base di una loro richiesta e di un elenco formato dal governo.
questo processo, come vi dicevo, se non per il caso di qualche porto turistico di non rilevanti dimensioni, è rimasto sostanzialmente inattuato. Quindi ad oggi il risultato del nostro sistema normativo è che noi abbiamo, tornando a monte sulla slide precedente, un soggetto, lo Stato, che è proprietario dei beni, ha la sua, si dice, titolarità dominicale, ma poi tutto ciò che attiene alla gestione funzionale del medesimo bene risulta assegnato in capo ad un altro soggetto, cioè il livello regionale, che poi, come sapete e come vedremo, a sua volta demanda ai comuni lo svolgimento di una serie di altre attività. Quindi abbiamo questa sorta di dislivello: lo Stato detiene il bene, ma le regioni lo gestiscono, ne pianificano gli usi e lo fanno quindi con l'assegnazione da parte di un'altra fonte di rango normativo. Come vedremo, questo crea una serie di sfasamenti nel sistema, il più evidente dei quali, ci torneremo, è quello dato dal fatto che lo Stato, proprio perché è proprietario del bene sulla base di un principio generale che troviamo anche nel Codice Civile, percepisce i frutti del medesimo bene, cioè nel nostro sistema gli introiti derivanti dai canoni demaniali sono tutti ad afferire nelle casse del livello statale. Questo ha, diciamo, poi in termini pratici una serie anche di effetti, e non è ciò che accade in tutti gli stati europei, perché ad esempio in Grecia vi è una previsione di fonte normativa che distingue in percentuale, questo accade anche in Croazia, il fatto che gli introiti che derivano dalla gestione dei beni costieri in realtà non vadano solo nelle casse statali, ma possano afferire anche nelle casse di altri livelli istituzionali coinvolti dalla gestione, in primis ad esempio i comuni. E la questione dei canoni demaniali è abbastanza rilevante quando parliamo di demanio costiero. È rilevante perché l'autorità garante della concorrenza e del mercato ce l'ha ricordato proprio qualche tempo fa. Qui parliamo di un settore che ha un fortissimo impatto sullo sviluppo turistico dell'intero territorio nazionale e ha un fortissimo impatto quindi complessivamente sul sistema economico nazionale. Come vi dicevo, i canoni che derivano dall'uso del demanio costiero attraverso il meccanismo concessorio sul quale ci soffermeremo più avanti, sono canoni che vanno nelle casse dello Stato, ma il nodo cruciale è ragionare anche sulla modalità attraverso cui i canoni sono determinati. Perché è importante ragionare su questa modalità? Perché una delle forti criticità del nostro sistema, che spesso appunto i titoli di giornale enfatizzano, è che noi abbiamo un sistema che non rende quanto dovrebbe rendere per lo Stato proprietario e che al contrario sembra determinare indebite rendite di posizione per i concessionari privati. Ora, mi spiego meglio, cerco di chiarire quello che sto dicendo. I canoni demaniali marittimi, che sono dovuti per le attività alle quali viene riconosciuta la possibilità di un impiego con finalità turistico-ricreative, non sono allo stato attuale correlati con l'effettiva redditività delle concessioni. Che vuol dire questo? Vuol dire che i canoni, secondo le norme, sono determinati in misura fissa, cioè esiste un valore assegnabile al metro quadro. Questo valore comporta quindi che il valore della concessione in quanto tale è determinato non dal suo valore economico, ma da un dato fisico, dalla fisicità della concessione. Una concessione su pochi metri quadrati avrà un canone basso determinato dalla moltiplicazione del valore unitario del metro quadro per il totale dei metri quadri concessi e in maniera inversamente proporzionale sarà per una concessione di dimensioni maggiori. Cerchiamo di vedere in dati questo che cosa comporta. L'autorità garante per la concorrenza e per il mercato, in una recentissima relazione che accompagna l'adozione del decreto legge in tema di concorrenza, precisa che nel 2019 il nostro sistema aveva in piedi un numero di concessioni demaniali di poco inferiore ai 30.000. Di queste concessioni demaniali, ben 21.581 erano concessioni che nell'arco dell'anno pagavano un canone inferiore a 2.500 euro.
È chiaro che questo numero non ci parla solo delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, ok? Nell'ambito delle concessioni demaniali che voi vedete abbiamo anche altre concessioni, altre tipologie, ma mi sembra comunque una indicazione assolutamente rilevante. Per lo stesso anno l'ammontare complessivo dei canoni concessori era pari a 115 milioni di euro. Quindi vedete un numero un po' bassino, al quale si associa un altro elemento estremamente rilevante dal mio punto di vista, cioè questa cifra che voi vedete qui, l'ammontare complessivo dei canoni concessori, corrisponde in realtà alla cifra attesa per le casse statali, cioè non è il dato dell'effettivamente riscosso. Quindi questo vi fa, diciamo, ragionare sul fatto che in realtà parliamo di un dato che non è detto che arrivi effettivamente nelle casse statali, perché c'è un elevato tasso di mancato pagamento da parte dei concessionari. Questo perché in realtà? Perché c'è quello sfasamento che abbiamo detto prima di competenze. Chi è che riscuote concretamente i canoni? Le amministrazioni comunali. Quindi vedete che è come se fosse, diciamo, in un certo senso la fluidità delle risorse dal proprietario fino diciamo all'utente fruitore, è come se fosse inserita in un acquedotto che perde, diciamo, scusate forse l'esempio un po' improprio, ma abbiamo quindi un sistema a, diciamo, potenziale redditività, con incredibili livelli di potenziale redditività, che poi in concreto non offre questa redditività. Come rimediare? Allora, uno dei settori a mio avviso di interesse in questo ambito è quello dato dalle acque minerali e termali, perché nel sistema delle acque minerali e termali che cosa accade? Accade che le regioni hanno la possibilità di determinare nell'ambito del loro territorio una commisurazione mista del canone. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si è riflettuto sul fatto che commisurare il canone per le concessioni di acque, minerali e termali alla sola dimensione della fisica della concessione non avrebbe in realtà spiegato o diciamo correlato questo dato con il vero valore economico della concessione. Perché? Perché in realtà noi abbiamo fonti che consentono di estrarre e imbottigliare una quantità di acqua superiore ad altre fonti, e questo non dipende da quanto è grande la dimensione o l'area territoriale della concessione, perché noi possiamo avere per assurdo una concessione di 10 metri quadrati dove insiste una fonte che produce una quantità di acqua nettamente superiore a una concessione limitrofa di 100 metri quadrati dove la capacità di imbottigliamento è assolutamente inferiore. Quindi le regioni cosa hanno fatto? Hanno permesso di, con varie formule, di adottare un canone misto. Una parte del dovuto da parte dei concessionari è data dalla superficie dell'area assentita in concessione, l'altra parte è variabile ed è variabile in percentuale sul numero di litri estratti oppure imbottigliati nell'arco dell'anno. Ora, questo elemento è rilevante perché? Perché in realtà noi con le concessioni balneari abbiamo un dato simile, ovvero abbiamo concessioni che a parità di metri quadrati presentano una redditività differente a seconda del territorio su cui sono collocate. Voi sapete perfettamente che la redditività di una concessione demaniale con finalità turistico-ricreative che si posiziona sulle coste liguri ha una redditività molto diversa da quella che si ha ad esempio sulle coste abruzzesi. Quindi è chiaro che questo tipo di criterio applicato anche al demanio costiero nella sua generalità avrebbe una serie di vantaggi rispetto a quanto effettivamente il sistema statale può introitare da queste concessioni. Tenete presente infine che il meccanismo applicato al sistema delle acque minerali e termali è stato validato sia dalla Corte Costituzionale con una decisione del 2001 che dai giudici amministrativi con una decisione almeno del Consiglio di Stato. Quindi dal punto di vista della tenuta giuridica è un meccanismo che può funzionare. Ora, torniamo di nuovo sui conflitti. Allora, questo dislivello, diciamo, delle competenze tra Stato e regioni ha creato numerosi conflitti, perché le regioni hanno sempre cercato di guadagnare spazio su diverse frontiere, ivi compresi quelli dell'imputazione dei canoni derivanti dal demanio costiero, e lo Stato dall'altra parte ha sempre cercato di mantenere a sé
in maniera forte le sue competenze derivanti direttamente dalla proprietà diciamo dei beni. Nel 2008 la Corte Costituzionale ha, tra le altre, vi cito questa, adottato una sentenza e questa sentenza ha dichiarato incostituzionale una legge regionale, credo fosse del Molise, che aveva, diciamo, dettagliato che cosa dovesse essere compreso nell'ambito del demanio marittimo. Quindi aveva adottato degli atti di pianificazione da cui in qualche modo diceva che alcuni beni, tra quelli che abbiamo elencato nella prima slide, erano beni che potevano collocarsi fuori dal demanio marittimo. Ora, in questo caso la Corte Costituzionale ha detto attenzione, abbiamo detto che è lo Stato ad essere proprietario del bene ed è solo lo Stato che può decidere, per esempio, che le dune retrostanti rispetto all'arenile sono collocate fuori dalla linea demaniale e non può essere un'attività che viene, diciamo, accolta con leggi regionali. Perché? Perché se questo accade vorrebbe dire conferire alle regioni il potere di derogare i criteri a cui lo stesso Codice Civile e il Codice della Navigazione hanno fatto riferimento e con l'effetto di dire che alcune aree del demanio costiero non fanno parte del demanio marittimo. E cosa accade se i beni non fanno parte del demanio marittimo? L'abbiamo detto, ad esempio, possono essere commercializzati. E questo, ad esempio, qualche anno fa ha sollevato un dibattito in Sardegna perché ad un certo punto dietro una delle rinomate spiagge della Sardegna erano presenti, sono tuttora presenti appunto delle aree definibili come dune, caratteristiche anche per la vegetazione che insiste in quella parte di costa sarda e diciamo una parte delle dune costiere sarde ad esempio è di proprietà privata, come è accaduto ad esempio per diciamo la Laguna Veneta, come sapete, relativamente appunto alle aree di coltivazione dei mitili nell'area della Laguna Veneta. Ora, quindi lì abbiamo, diciamo, da tradizione anche nell'area sarda delle zone, delle dune che appartengono ai privati e ad un certo punto una compagnia araba voleva procedere all'acquisto di questa parte delle dune e dal punto di vista giuridico l'acquisto sarebbe stato possibile perché il titolo proprietario di quella porzione di terreno che non era compreso nel demanio marittimo spettava ai privati. E la regione Sardegna è intervenuta per cercare di bloccare la compravendita e ha favorito un'associazione locale affinché promuovesse la raccolta fondi per poter fare un'offerta al privato che fosse tale da impedire l'acquisto da parte di un soggetto estero del bene demaniale. Quindi, come dire, per dirvi, il sistema delle competenze consente anche di garantire oltre a generare conflitti, una serie di procedure che possono poi favorire la reale tutela dei beni interessati da questi conflitti, proprio perché beni profondamente appetibili. Quindi, assodato, diciamo, quali sono i confini del ruolo delle regioni, andiamo a vedere un attimo in che modo le regioni ci portano a ragionare sugli usi del demanio costiero. Abbiamo detto che spetta a questo livello territoriale occuparsi della pianificazione settoriale integrata in materia di coste attraverso una serie di previsioni e di disposizioni che sono distinte dalla pianificazione generale in materia del territorio, con la quale quindi la pianificazione costiera deve, diciamo, in un certo senso trovare un punto di equilibrio. Qual è l'obiettivo che le regioni perseguono nell'ambito della pianificazione costiera? Ovviamente la difesa della costa, quindi quella tutela del bene demaniale che abbiamo già a monte visto nel principio generale di incommerciabilità degli stessi beni. Costa che deve essere tutelata da elementi naturali ma anche ovviamente da fattori antropici e su questo quindi noi abbiamo la priorità di intervento delle regioni. Come devono operare le regioni? Devono tener conto dei principi derivanti dalle politiche europee, dai documenti europei, in particolare dal protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, su cui so che tornerete appunto nel resto della mattinata, ma anche devono tener conto di una serie di principi che vengono recepiti con atti di soft law, quindi come dire linee guida, protocolli
non atti formalmente normativi, da una serie di altri soggetti, tra cui principalmente il Ministero dell'Ambiente. Quindi il quadro della pianificazione costiera si colloca all'interno di un ambito nel quale la tutela è la parola chiave. Ciò detto, però, questa indicazione va contemperata con quello che ci dice il codice civile, il codice della navigazione e in generale sui principi applicabili a tutta la proprietà pubblica. Perché? Perché nel momento in cui noi abbiamo un'amministrazione che è proprietaria, che assegna ad un'altra amministrazione, le regioni, la capacità di gestire un determinato bene, allora, al pari dei proprietari privati, la decisione di come impiegare il bene deve rimanere in capo all'amministrazione proprietaria. Rispetto ai beni pubblici noi abbiamo però una molteplicità di usi che tende, diciamo, ad accrescersi con l'aumentare degli interessi presenti su un determinato bene. Io però li ho qui, diciamo, schematizzati secondo un modello più tradizionale, rispetto al quale, ad esempio, noi abbiamo anche la possibilità che il bene sia gestito e utilizzato direttamente dall'amministrazione proprietaria. Quindi, ad esempio, l'amministrazione statale può riservarsi l'uso di una porzione del demanio costiero al fine di garantire che vi sia la costruzione di opere per la difesa e la sicurezza nazionale. Oppure l'amministrazione può favorire l'uso generale del bene, cioè può garantire che il bene sia fruito direttamente da parte dei cittadini, quindi senza che vi sia apposta nessuna riserva nei confronti di soggetti privati. Ora, è chiaro che l'uso generale del bene è l'uso anche, se si può dire, naturale del bene pubblico, che nasce appunto per essere un bene che ha, l'abbiamo visto a monte, una forte suscettibilità nel produrre interessi di natura collettiva. L'uso generale del bene tendenzialmente è gratuito, nella maggior parte dei casi è gratuito, ma vi possono essere delle situazioni, delle fattispecie che richiedono ad esempio la corresponsione di una somma che serve a mantenere e manutenere appunto lo stesso bene. Pensate al caso del pedaggio che si paga in autostrada. Ciò che però rimane costante, al di là della gratuità o della relativa possibilità di pagare una somma da parte dei fruitori, è che quando il bene è lasciato all'uso generale è comunque soggetto ad una serie di regole che mirano a tutelarlo. Non possono essere accesi dei fuochi nelle riserve naturali, non possono essere lasciati rifiuti sulle spiagge e via dicendo. Quindi parlare di uso generale non ci porta a dire che i cittadini possono fare un uso privo di regole del bene. Infine, e qui è il nodo cruciale rispetto alla questione quali usi e quale ruolo dell'amministrazione nel definire gli usi, c'è l'uso particolare. L'uso particolare è quell'uso rispetto al quale l'amministrazione ritiene che sia possibile consentire lo sfruttamento economico di un determinato bene demaniale per far sì che sullo stesso bene possano essere, diciamo, in qualche modo formulati in via temporanea dei diritti di sfruttamento che consentono ad un soggetto privato in particolare, il concessionario, di trarne un rendimento. Quindi, come vedete, l'uso particolare è un uso escludente. Se un bene viene assegnato in uso particolare, non può garantire l'uso generale. Anche qui abbiamo una sorta di osmosi tra i due usi perché ad esempio nei confronti del demanio costiero vige l'obbligo per il concessionario del bene di garantire comunque, nel caso della concessione di spiaggia, l'accesso al bene pubblico e l'accesso alla battigia. Quindi, come dire, l'uso particolare, fin dove è possibile, deve comunque permettere un parziale uso generale del bene. È chiaro che questo è possibile in alcuni casi e in altri no, se il bene viene assegnato ad un concessionario affinché sfrutti una porzione di spiaggia per installare un'impresa, naturalmente qui avremo una limitazione totale, un'esclusività totale nella gestione del bene. Quindi
come concretamente l'uso particolare si atteggia va valutato caso per caso e viene valutato dai contenuti dell'atto concessorio. Allora, abbiamo detto quindi l'amministrazione sceglie come un bene deve essere usato, ma questa scelta ha dei limiti? Questa capacità di scelta, la discrezionalità è il termine tecnico che i giuristi usano, ha dei limiti da parte dell'amministrazione? Allora, in linea di massima c'è una valutazione ampiamente discrezionale che appunto nel caso specifico le regioni per quanto riguarda il demanio costiero fanno, tenendo però alla base della loro diciamo valutazione la necessità di non sopprimere la realizzazione di quell'interesse pubblico primario a cui il bene comunque per sua natura tende. L'uso particolare di fatto, e dato questo quadro, deve comunque sempre ritenersi come uso, l'abbiamo detto, di tipo eccezionale, perché appunto sottrae il bene all'uso generale. E questa è la ragione per la quale ogni qualvolta l'amministrazione opta per non lasciare un uso di tipo generale, ma preferisce l'uso particolare, a quel punto deve seguire una serie di regole e procedure che non sussistono nelle altre ipotesi, neanche se ad esempio ricorre all'uso diretto. In particolare qui poggiamo di nuovo sul codice civile e sull'articolo 823 che ci dice che il rilascio di concessioni per uso particolare è sottomesso ad una serie di obblighi di pubblicità, cioè deve essere reso noto nell'ambito diciamo di tutti coloro che possono essere interessati a fruire dell'uso di questo bene. Perché? L'abbiamo detto prima, perché l'uso particolare è escludente, ma è escludente sia rispetto alla collettività, perché se un bene è dato in concessione ad un privato, la collettività subisce dei limiti, ma è allo stesso modo escludente anche rispetto ad altri privati che possono essere interessati ad avere quel medesimo bene in uso particolare. Qui torna il ragionamento sulla tutela della concorrenza. Quindi, come dire, l'amministrazione sceglie l'uso particolare, deve seguire una serie di specifiche procedure. Ho introdotto forse in maniera un po' troppo veloce il termine concessione. Ora, di cosa parlo? Qui parlo di un atto amministrativo tipico che consente per un periodo determinato, le concessioni hanno sempre un loro termine e alla scadenza del termine cessano di avere effetti, consente per quel periodo determinato ad un privato di avere delle prerogative che normalmente non gli apparterrebbero e quindi di poter gestire in quel periodo un determinato bene come se il privato ne fosse il proprietario. Questo è molto diverso dall'altro atto tipico che si utilizza in diritto amministrativo, che è quello dell'autorizzazione. Nell'autorizzazione, lo sapete bene, noi abbiamo in realtà solo la rimozione da parte del pubblico ad una serie di ostacoli che il privato può avere per esercitare delle facoltà che già gli competono. L'esercizio del libero commercio è nella stessa libertà di iniziativa economica, ma richiede una serie di licenze che attraverso meccanismi autorizzatori l'amministrazione rilascia. Ora, dato quindi, diciamo, data la ripartizione degli usi e data la focalizzazione sugli usi particolari, vediamo come si arriva a determinare gli usi e che cosa c'è a monte. La determinazione degli usi avviene attraverso una previa individuazione con atti di pianificazione settoriale integrata delle coste. Questo tipo di pianificazione è una pianificazione che ha una sua peculiarità perché non mira a disciplinare con scopo conformativo o vincolistico l'uso determinati usi o determinati beni privati. È quindi diversa da altre tipologie di pianificazione che pongono appunto dei vincoli nell'uso di determinati territori. La funzione invece della pianificazione integrata costiera rispetto agli usi del demanio marittimo è una funzione di tipo conservativo che mira a quindi permettere gli usi migliori rispetto alla finalità di mantenere intatto il più possibile il bene a cui gli usi appunto, rispetto al quale gli usi sono in stretta relazione. Quindi negli atti di pianificazione regionale noi troviamo la destinazione dei singoli beni e il mantenimento della destinazione dei singoli beni, quindi a monte c'è una decisione che è quella tra destinare l'uso
destinare il bene ad un uso generale oppure destinarlo ad altri usi, ma, e qui torniamo sull'idea che l'uso particolare rimane un uso, diciamo così, eccezionale, se ad esempio la pianificazione non prevede una specifica destinazione per un dato bene, ciò vuol dire che il bene segue la sua destinazione naturale, cioè rimane in uso pubblico e gratuito. Questo è un elemento, come dire, importante, perché vuol dire che la pianificazione in senso economico-produttivo del bene, in correlazione quindi anche con le sue finalità turistiche, va individuata in maniera positiva, ok? La previsione attraverso la pianificazione settoriale incide su modi e limiti con cui lo specifico bene può essere oggetto di diritti da parte di terzi. Quindi a monte ciò che avviene attraverso la pianificazione è che viene individuata la parte di demanio costiero che deve essere comunque lasciata in uso pubblico e solo in via residuale la parte di demanio costiero che può essere destinata a finalità turistico-ricreative. Questo noi lo vedremo poi adesso con riferimento ad alcune specifiche leggi regionali. E si collega inoltre con quello che potremmo dire è, diciamo, la presenza delle spiagge libere nel nostro sistema. Parto qui prima di trarre gli esempi regionali dai dati contenuti nel rapporto Spiagge 2021 di Legambiente, anch'esso appunto molto recente. In questo documento si legge che nell'anno di riferimento si registra un aumento delle concessioni per uso particolare del demanio costiero, e questo aumento delle concessioni, naturalmente, come nell'ago di una bilancia che si muove, va a detrimento della possibilità che vi siano spiagge lasciate in uso libero e gratuito. Quindi, come dire, più spiagge abbiamo assegnato in uso particolare, più scompare l'uso gratuito del bene. E in realtà addirittura nel rapporto spiagge di Legambiente si parla di una quota di arenile a fruizione libera che è pari a meno della metà del totale disponibile. Ora, se considerate che l'Italia, se non erro, è inferiore come chilometri di coste solo in area europea alla Grecia e alla Spagna, si tratta di un dato anch'esso molto rilevante. Attenzione però che l'assenza di spiagge a fruizione libera, anche qui il dato va letto con attenzione, non necessariamente corrisponde con il fatto che ciò che non è a fruizione libera in realtà è a fruizione con uso particolare, quindi stabilimenti balneari o altre attività economico-commerciali attrezzate, perché in realtà abbiamo anche, come abbiamo visto, l'uso diretto o gli usi di tipo più spiccatamente produttivo delle aree del litorale. Ora, le norme statali che cosa ci dicono rispetto a questo rapporto? Cioè vincolano in qualche modo la pianificazione costiera a monte con una percentuale di definizione rispetto al rapporto tra spiagge libere e spiagge occupate. In realtà non dicono nulla di specifico su questo, e questo ha permesso alle regioni di adottare, diciamo, delle norme interessanti su questo tema, perché in alcuni casi le regioni hanno a monte, quindi prima ancora degli atti di pianificazione, vincolato gli stessi atti di pianificazione, individuando una quota percentuale minima di arenili che devono essere riservati a spiagge libere o a spiagge libere attrezzate. Qua sapete c'è l'altra distinzione rilevante: una spiaggia libera è una spiaggia nel quale non c'è nessun elemento antropico che ne condiziona e ne delimita l'immagine complessiva, ma possiamo avere anche spiagge libere attrezzate nell'ambito del quale le amministrazioni comunali installano dei servizi pubblici essenziali minimi, come ad esempio i servizi igienici, i servizi di pubblica sicurezza o alcune infrastrutture per garantire diciamo, l'utilizzo anche da soggetti diversamente abili del bene. Le leggi su questo tema più interessanti, a mio avviso, sono quelle della Puglia e anche quella del Lazio. Nel caso della Puglia, ad esempio, è stata imposta addirittura una quota minima di spiagge libere pari al 60%, e nel caso invece della Regione Lazio è stata posta, diciamo, un vincolo rispetto ai comuni di riservare alla pubblica fruizione addirittura la metà del litorale. Su questo faccio una mia riflessione. Il punto è: queste norme intervengono a fronte di
un demanio costiero che soprattutto ad esempio nel caso della Regione Lazio è già fortemente infrastrutturato ed è tendenzialmente infrastrutturato con strutture inamovibili. Allora è chiaro, come dire, che l'introduzione di vincoli che intervengono su un demanio costiero sul quale già c'è stato un intervento antropico che non consente una reversibilità se non a fronte dell'adozione di una serie di ordini di demolizione, in realtà poi nei fatti tende a limitare gli effetti derivanti da una previsione che ha una tutela con chiara finalità ambientale. E mi chiedo quindi appunto se le previsioni regionali determinate dalle fonti che stiamo esaminando sono effettivamente sufficienti a garantire un rispetto negli usi dei beni demaniali marittimi, tenendo conto che noi abbiamo regioni italiane dove le spiagge attrezzate sono in una percentuale che addirittura supera il 70%. Qua torna di nuovo il caso Ligure, dove nonostante vi sia a monte una previsione che indica un generale principio di tendenziale fruizione libera delle spiagge, non indicando una percentuale definita, questa percentuale poi non viene rispettata in sede di pianificazione regionale. La percentuale di interventi antropici sulle spiagge e il grado di infrastrutturazione delle spiagge, dal mio punto di vista, è un elemento che potrebbe tendere nei prossimi anni a diventare ancora più cogente a monte rispetto a come viene conformata la pianificazione. E in questo senso vorrei riportarvi e discutere con voi una recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che è del febbraio del 2020, che per la prima volta, diciamo, fa riferimento nell'ambito giuridico all'idea di un vero e proprio paesaggio costiero come elemento di determinazione del grado di tutela dei beni costieri. In questa decisione, in particolare, i giudici siciliani hanno negato alla ricorrente, che era titolare di una concessione demaniale marittima, la possibilità di realizzare delle modifiche sul proprio stabilimento balneare, perché le modifiche che erano richieste dalla ricorrente avrebbero potuto compromettere, dice, cito proprio dalla sentenza, la percezione del bene comune qual è il paesaggio costiero. Questo perché? Perché la ricorrente aveva chiesto autorizzazione al comune di riferimento, che se non erro era quello di Cefalù, di costruire una serie di opere che andavano peraltro a sommarsi ad alcune opere di natura abusiva che il comune aveva rilevato dopo aver ricevuto la richiesta per asseverare il permesso di costruire. Queste opere, se costruite effettivamente realizzate, avrebbero generato quello che i giudici hanno chiamato un effetto barriera, cioè sarebbero state in grado di compromettere la continuità nella veduta del litorale presente nell'area della concessione assentita in uso particolare e soprattutto avrebbero limitato la prospettiva di visione della veduta del litorale, perché queste opere avrebbero impedito che la visione fosse diffusa su un'ampia parte di battigia, ma anche di spiaggia, ma anche dello stesso mare. Quello che è rilevante è che i giudici per la prima volta hanno qui ritenuto che asseverare le modifiche alla concessione avrebbero avuto l'effetto di ledere l'integrità dell'immagine naturalistica data dal paesaggio costiero complessivamente intesa e sarebbe quindi stata intaccata la natura immateriale del bene paesaggistico costiero. Vedete, torniamo qui con quanto abbiamo detto in precedenza in relazione alla idea che il bene, il demanio costiero sia in realtà un insieme di beni. Io ve l'ho detto a monte, ricordate nella prima slide, abbiamo un insieme di beni integrati tra loro che vanno appunto a comporre quest'idea di paesaggio costiero che viene adesso legittimata anche dallo stesso orientamento giurisprudenziale come capace di determinare la risoluzione di un conflitto in termini giuridici. E mi pare, come dire, un elemento appunto in questo caso anch'esso molto rilevante. Che ci porta anche a fare qualche riflessione sul rapporto che esiste tra pianificazione settoriale comunale, costiera e piano paesaggistico.
Allora, una prima precisazione riguardo a questo tema è che le leggi regionali che dispongono in materia di pianificazione integrata costiera possono peraltro prevedere che vi sia anche una pianificazione comunale, quindi abbiamo i piani regionali delle coste e i piani comunali delle spiagge o degli arenili, assumono nomi differenti a seconda delle diverse regioni. Quindi noi abbiamo qui un rapporto di pianificazione a cascata tra un piano regionale e uno comunale. Ora, il piano regionale individua gli usi dei beni costieri, l'abbiamo detto, e permette all'amministrazione in realtà di rilasciare le concessioni e quindi di portare a compimento, chiudere il cerchio degli usi particolari anche quando il piano comunale non è stato adottato. Mi spiego meglio. Senza il piano regionale non esiste determinazione degli usi dei beni costieri. Quindi il piano regionale rappresenta il primo tassello per poter concretamente consentire che vi sia uno sfruttamento in termini turistico-ricreativi dei beni costieri. Nelle regioni che lo prevedono noi possiamo avere un potere comunale di specificare il piano regionale e ad esempio introdurre una serie di criteri sulle specifiche concessioni che si legano ad esempio alle modalità con cui le concessioni possono essere rilasciate. Su questo vorrei fare, diciamo, come dire, un piccolo focus. Io prima ho detto che le norme impongono che le concessioni siano rilasciate attraverso meccanismi di pubblicità. Che vuol dire meccanismi di pubblicità? Vuol dire che è sufficiente la pubblicazione di un avviso pubblico per 2 settimane sul sito dell'amministrazione, serve la pubblicazione di un bando che rispetti i tempi ordinari per l'assegnazione degli appalti, quindi che so, 60-90 giorni di pubblicità, è sufficiente che l'amministrazione inviti una lettera informale ai concessionari che ritiene possano essere adeguati a ricevere la concessione. Quindi su questo i piani comunali hanno una capacità di definizione puntuale degli elementi e dei requisiti. Che cosa accade però? Se il comune è inadempiente e il piano non viene adottato, non si può bloccare il sistema, vale la possibilità di asseverare le concessioni sulla base del piano regionale. Il piano paesaggistico può essere utile in questo senso in assenza del piano comunale? In realtà no, perché, come dire, il piano paesaggistico si colloca a valle delle scelte sulla destinazione d'uso, cioè in realtà a monte di tutto rimane la decisione preliminare di destinare o meno il bene all'uso particolare e quindi al suo sfruttamento economico da parte dei privati. Quello che il piano paesaggistico può fare, può condizionare il modo in cui i privati concessionari gestiscono il bene che gli è stato però assegnato sulla base di una pianificazione di settore costiera di altra natura. Quindi è come se intervenisse rispetto all'uso dei beni in un momento successivo. Rimane fermo poi ciò che ho detto in precedenza, cioè in presenza di una pluralità di interessi pubblici la categoria degli usi tende a dilatarsi e quindi, come dire, a spostarsi, così ci dice l'ago della bilancia, in parte anche il rapporto Legambiente che abbiamo visto prima, verso un'utilizzazione in funzione più produttiva dei beni rispetto alla loro conservazione, anche se dal mio punto di vista il conflitto è, come dire, fortemente acceso. Vorrei di nuovo far leva sulla giurisprudenza per tornare su questo principio, perché, come dire, da un lato la molteplicità degli usi favorisce l'uso in termine produttivo, dall'altro noi abbiamo, diciamo, la giurisprudenza che in più occasioni torna invece sulla tutela e ad esempio in quest'altra decisione del 2020 i giudici, sempre della regione siciliana, hanno ritenuto prevalente l'interesse pubblico connesso alla destinazione di un'area demaniale rispetto alla concessione in uso particolare dello stesso bene. Che cosa è accaduto? Qui avevamo una società privata che aveva chiesto istanza per ottenere la concessione di un'area demaniale. L'area demaniale era però compresa all'interno di un sito di interesse comunitario, quindi un sito che è dotato, come sapete, gode di una serie di tutele specifiche.
Ora, l'amministrazione interessata che cosa ha fatto? Ha concesso una concessione parziale, ha dato in concessione solo alcune particelle rispetto a quelle che al privato erano state richieste dal privato, e ne ha escluse altre, ritenendo che si trattasse di particelle specificamente destinate alla valorizzazione paesaggistica, alla salvaguardia dell'habitat e alla sostenibilità della fruizione pubblica di quella parte di litorale. La società, avendo ricevuto un assenso solo parziale dall'amministrazione alla quale si era rivolta, ha impugnato la decisione amministrativa, quindi ha impugnato la concessione parziale e il diniego. I giudici, tuttavia, già in primo grado hanno ritenuto che l'agire dell'amministrazione fosse pienamente legittimo, in secondo grado lo hanno ribadito in particolare sottolineando la primarietà dell'interesse pubblico rispetto alla scelta di cessione di parte dell'area in relazione alle richieste pervenute dai privati. Quindi a monte anche qui la pianificazione ha determinato che vi fosse una parte di area demaniale costiera che andava mantenuta per garantirne la valorizzazione paesaggistica, e anche qualora il privato intervenga per richiedere quella medesima area o parte di quell'area, il diniego è perfettamente legittimo. Anche in questo caso ciò che viene valorizzato quindi è una garanzia della fruizione collettiva dei beni comuni costieri. Chiudo con questa slide dal titolo un po' evocativo. Ricordate quella pubblicità di una ditta di gioielli molto famosa che diceva: un diamante è per sempre? Sì, un diamante è per sempre, una spiaggia no. Anche se in realtà quello che possiamo vedere nel nostro sistema è che noi abbiamo, come dire, il mantenimento di una serie di rigidi sistemi finora che hanno portato a far credere che una spiaggia fosse per sempre. Prima di arrivare alla recentissima sentenza dell'adunanza plenaria, infatti vorrei, come dire, ripercorrere con voi celermente che cosa mi ha portato ad individuare questo titolo poco tecnico. Ora, il nostro sistema ha previsto nel corso del tempo, mi riferisco almeno agli ultimi 20 anni, una serie di meccanismi normativi che permettevano una proroga pressoché automatica delle concessioni demaniali in essere sugli aremili e su una serie in realtà di porzioni del demanio costiero ampiamente assegnate in uso particolare. Queste proroghe sono spesso intervenute con decreto legge e sono proroghe che hanno destato l'attenzione delle istituzioni europee, perché le hanno destate in particolare a partire dal 2011, anno in cui è stata adottata la cosiddetta direttiva Bolkestein, che impone di aumentare i regimi concorrenziali di tutti quei settori all'interno degli stati che sono in grado di come dire, generare in qualche modo quello che viene chiamato come mercato, concorrendo così alla realizzazione del mercato unico europeo, che sapete è la finalità stessa che ha portato all'istituzione dell'Unione Europea. Dal 2011 in particolare le istituzioni europee, in particolare la Commissione europea, hanno, come si dice, acceso l'occhio di bue sul sistema delle concessioni demaniali italiane e hanno attivato in almeno 2 occasioni delle procedure di infrazione, perché il nostro sistema non rispondeva ai dettati del diritto europeo. Ma cosa ci dice il diritto europeo esattamente in materia di spiagge? Sono 2, diciamo, i principi principali che il Consiglio di Stato in questa decisione di una cinquantina di pagine riprende in maniera dettagliata. Il primo è: che cosa concorre a fare mercato e quindi a generare concorrenza? Tutto ciò che ha un valore ultrastatale. Quindi laddove ci sia una porzione di mercato che sia suscettibile di generare un interesse economico da parte di un'impresa che non risiede sul territorio nazionale, questa impresa deve avere la possibilità di partecipare al mercato e quindi nel caso specifico
non diciamo, ad un mercato particolare, ma all'assegnazione in concessione di un bene che è di per sé strumentalmente suscettibile di generare il mercato. Molto spesso si è detto, i commentatori dicevano, ma le spiagge italiane sono spiagge locali, sono beni locali, non sono in grado di generare un mercato che possa essere di interesse anche per operatori non nazionali. In realtà però io prima vi ho portato una serie di dati economici legati al settore e come vi ho detto, in termini di introiti per concessioni con finalità turistico-ricreative, l'Italia si colloca in una posizione, non dico di parità, ma quasi rispetto ai paesi spagnoli e alla Spagna e alla Grecia, perché in realtà la Francia, per esempio, ha un'elevatissima percentuale di spiagge libere e permette il mantenimento delle installazioni degli stabilimenti balneari che sono totalmente amovibili solo per 6 mesi l'anno. Quindi, come dire, il sistema italiano genera rispetto agli altri una fatturato, seppure non del tutto, come dire, trasparente, ma lo genera, secondo gli studi di settore, molto elevato. Quindi è chiaro che la concessione demaniale di un tratto di spiaggia della Regione Sardegna ha una valenza transfrontaliera. E se allora è così, il diritto europeo ci dice tutti coloro che vogliono partecipare all'assegnazione delle concessioni in uso particolare devono poter prendere parte alle procedure. Ma nel momento in cui l'amministrazione proroga in via automatica le concessioni, non c'è nessuna possibilità di apertura del mercato. Per molto tempo i rappresentanti delle imprese balneari hanno diciamo, portato avanti rispetto all'idea di negare l'apertura alla concorrenza, l'idea che effettivamente è reale, che la maggior parte delle imprese balneari presenti sul sistema italiano sono imprese cosiddette a conduzione familiare. Hanno quindi una dimensione imprenditoriale relativa e soprattutto hanno un grosso problema di ammortamento degli investimenti già svolti sulla concessione. Quindi se avvalendomi di una subconcessione nell'ambito della concessione originaria io ho costruito un ristorante diciamo prospicente rispetto all'Aremile, come faccio ad ammortizzare quei costi se ogni tot anni la concessione viene rimessa a gara e io perdo la gara? E questo è stato, diciamo, come dire, uno dei nodi che ha nel tempo portato non la giurisprudenza favorevole alla concorrenza, non l'Unione Europea assolutamente favorevole alla concorrenza, tanto appunto da adottare 2 procedure di infrazione e una decisione della Corte di Giustizia Europea che sanziona il nostro sistema nel 2016, ma dicevo una spinta che ha portato sempre il legislatore statale e in parte regionale a favorire la proroga delle concessioni. Apro parentesi, anche la Corte Costituzionale è costantemente intervenuta per censurare, non ricordo diciamo se la vostra regione è stata o meno toccata da questo, ma non mi sorprenderei se fosse così, perché la Corte Costituzionale è intervenuta a censurare tutte le leggi regionali che in qualche modo prevedevano una proroga delle concessioni demaniali. Quindi, come dire, in questo conflitto che ha visto prevalentemente in una scelta politica la mancata volontà di aprire alla concorrenza, si sono oggi inseriti 2 elementi nuovi dei quali a mio avviso occorrerà necessariamente tenere conto. Il primo elemento è dato da una, come dire, un'apertura parziale dell'ambito del demanio costiero alla concorrenza attraverso il DDL concorrenza in discussione in Parlamento. Perché dico un'apertura parziale? Quel provvedimento reca una serie di misure incisive su diversi settori, ma non tocca di nuovo le concessioni con finalità turistico-ricreative. Sapete cosa fa, almeno nell'ultima versione disponibile? Impone che con una delega venga, diciamo, mappato il sistema delle concessioni. Cioè si dice che il primo passaggio da fare, prima ancora di ragionare su come condurre queste concessioni al termine, prorogarle, revocarle, riassegnarle, è capire quali concessioni esistono. E quindi impone che venga costituita una banca dati di tutte le concessioni esistenti, della loro durata, del loro oggetto, del loro valore, dei concessionari asseverati. In realtà, svilendo quel sistema informativo demanio che già da molti anni attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cercava, come dire, di completare la mappatura di cosa è demanio e in particolare di cosa è demanio costiero.
Quindi a mio avviso la legge in materia di concorrenza per ora non fa altro che prendere atto che lo Stato finora non è stato in grado di comprendere di cosa fosse proprietario, cioè quali beni del demanio costiero effettivamente possedesse e cosa avesse deciso di farci, cioè se li avesse assegnati in concessione con quali finalità. Il passaggio successivo a quel punto dovrebbe essere quello, dopo il dicembre 2023, di riassegnare tutte quante le concessioni scadute. Attenzione però, perché a quel punto la decisione in corso di valutazione parlamentare deve tener conto di questa sentenza, dalla quale io ho tratto, diciamo, un breve estratto che poi vorrei leggervi, perché questa sentenza apre degli scenari nuovi che richiedono, a mio avviso, un riorientamento delle scelte politiche. Per la prima volta i giudici portano in rilievo in maniera estremamente chiara il valore economico di questo settore, che si lega fortemente, è ovvio, alle finalità turistiche. I giudici dicono in particolare, e qui parliamo ovviamente dell'adunanza plenaria, cioè il Presidente del Consiglio di Stato ha chiamato a raccolta i giudici di tutte le sezioni per adottare una decisione che non, come dire, permettesse nessun tipo di equivoco rispetto agli orientamenti formulati, e quindi il Consiglio di Stato ci dice che pensare che questo settore così nevralgico per l'economia del Paese possa essere tenuto al riparo dalle regole della concorrenza e dell'evidenza pubblica, sottraendo al mercato e alla libera competizione economica risorse naturali in grado di occasionare profitti ragguardevoli in capo ai singoli operatori economici, rappresenta una posizione insostenibile, non solo sul piano costituzionale e nazionale, ma soprattutto e ancor prima rispetto ai principi europei a tutela della concorrenza e della libera circolazione. Quindi il Consiglio di Stato ci dice che la direttiva Bolkestein è direttamente applicabile. Non è vero che il settore delle concessioni costiere con finalità turistico-ricreative non rientra nei canoni richiesti dal diritto europeo e ha la valenza trasfrontaliera e quindi deve essere soggetto alle regole della concorrenza. E questo è vero rispetto al diritto europeo, ma è vero anche rispetto al diritto interno e in particolare agli orientamenti della Corte Costituzionale. E quindi con questa decisione il Consiglio di Stato ha ritenuto in contrasto con il diritto dell'Unione Europea tutte le norme nazionali che avevano portato automaticamente le concessioni demaniali con finalità turistico-ricreativa a valere fino al 31 dicembre 2023. Si riferisce in particolare ad una norma recente, se non erro del 2020, con cui era stata disposta questa ennesima proroga. Tenete presente che sul tema era intervenuta, e già ve l'ho accennato prima, anche l'autorità garante della concorrenza e del mercato, ponendo il focus sulla questione delle subconcessioni. Perché? Perché tenete presente che, diciamo, come dire, il vero valore delle concessioni con finalità turistico-ricreative di tipo economico noi non lo troviamo spesso nella concessione principale, ma lo troviamo nelle subconcessioni e nelle licenze che sono ancorate alla concessione principale. Quindi nell'ambito della stagione balneare spesso il fatturato maggiore non viene dallo stabilimento, ma dal bar o dal ristorante o dalla discoteca, che sono fortemente agganciati allo stabilimento attraverso il sistema delle subconcessioni o delle licenze aggiuntive. Su questo ambito vi è un totale scollamento rispetto alla concessione originaria, e quindi un mercato che non è ancora, diciamo, come dire, esattamente determinato, perché non abbiamo le cifre esatte della redditività di questa porzione di mercato. A questo forse si mira attraverso la previsione di cui al DDL sulla concorrenza, ma tenete presente che parliamo di un mercato condizionato, ovvero di un mercato che non sarebbe possibile attivare senza la concessione del bene. Quindi mentre in altri mercati gli operatori agiscono, come dire, in autonomia e attraverso la libertà di iniziativa economica, la libertà di iniziativa economica e quindi la valorizzazione per fini turistico-ricreativi di questo settore passa attraverso la concessione del bene. Quindi la riforma delle concessioni ha un impatto complessivo su tutto il mercato. Chiudo dicendo quindi che dal mio punto di vista la sentenza del Consiglio di Stato imporrà un adeguamento alle indicazioni dei giudici e probabilmente, come dire, una riformulazione del DDL in materia di concorrenza o a seguire una rapidissima previsione
di formulazione delle modalità attraverso cui mettere a gara le concessioni balneari, perché di fatto la dichiarazione di legittimità del Consiglio di Stato crea un vuoto nel sistema normativo che andrà, come dire, rapidamente colmato. Io mi fermerei qui e rimango a vostra disposizione. Grazie mille professoressa, io la devo proprio ringraziare di cuore perché proprio questa mattina i giornali, come giustamente lei ha detto in apertura, titolavano a gran voce questa sentenza e questo tema di una quotidianità allarmante, anche se ci troviamo in un periodo, tra virgolette, di pace, molto virgolettato, in cui in questo momento altri temi portano all'attenzione, non siamo in primavera, non siamo in estate, però la risonanza della questione è importantissima e quindi il fatto che lei ci abbia spiegato in una maniera così chiara e così strutturata credo che sia di utilità non solo formativa ma proprio anche culturale per aggiornarci su delle questioni che spesso e volentieri non si hanno proprio le dimensioni normative e dove si delimitano proprio le competenze e soprattutto l'operatività. Quindi grazie da questo punto di vista, proprio perché credo sia un tema rilevante a livello nazionale e soprattutto anche grazie perché nel percorso che abbiamo costruito per questo corso di formazione, arrivare a toccare nel tema costiero questa stratificazione, quasi una sorta di matriosca gestionale del tema, è sicuramente rilevante. Parto subito con una domanda che arriva da parte di uno dei corsisti in cui ovviamente riferito al contesto veneziano, che è un contesto peculiare, ovviamente rispetto a tutto il contesto nazionale, ci viene chiesto in cui per un'eventuale richiesta di concessione per un plateatico galleggiante, quindi già qui siamo in un contesto molto specifico e che non lo si può replicare forse in altri contesti nazionali, qual è l'ente a cui chiedere un'autorizzazione e se per caso esistono dei precedenti rispetto a questo tipo di potenziale richiesta? Allora, dunque, è vero il contesto veneziano è un contesto molto particolare, ma è un contesto estremamente interessante e ricco proprio per la sua peculiarità e non a caso quando si parla in termini giuridici di beni comuni, il riferimento viene proprio dalle sentenze della Corte di Cassazione del 2011 che parlano di beni comuni con riferimento alla natura delle valli da pesca veneziane, quindi come dire è un contesto assolutamente ricco e di grande interesse. Con riferimento alla domanda invece del corsista, dunque in realtà precedenti io non ne conosco, ma la risposta che posso darvi è abbastanza semplice perché il soggetto a cui chiedere va rintracciato nell'ambito della pianificazione regionale e quindi dal mio punto di vista è il comune, perché il rilascio delle concessioni avviene di solito attraverso gli uffici deputati alla gestione del demanio marittimo collocati a livello comunale. Quindi occorre vedere, diciamo, non so esattamente, signor Brunetta, il plateatico a cui fa riferimento in diciamo a quale comune fa riferimento. L'unico nodo potrebbe esserci nel caso in cui vi possano essere delle strutture, qua parliamo di una struttura galleggiante, quindi se abbiamo ad esempio, faccio l'esempio del lago di Costanza che può essere utile. Il lago di Costanza è un lago che ha diciamo è gestito in condivisione tra 3 diversi stati addirittura perché le sue coste appartengono a 3 diversi stati. Quindi in quel caso l'asseverazione delle concessioni in qualche caso può determinare delle conflittualità tra le diverse amministrazioni. Allora bisognerebbe capire se il posizionamento si colloca nell'ambito del territorio di uno specifico comune e quindi la competenza è direttamente di tipo territoriale, se così possiamo dire, e può fare riferimento a questa determinazione. E ripeto, precedenti non ne ho, però eventualmente posso insomma fare una ricerca e darle qualche indicazione ulteriore. Quindi leggere il piano di determinazione delle coste a livello regionale se dà indicazioni e poi il piano adottato dallo specifico comune per la gestione del demanio di riferimento. Grazie mille. Immagino lei abbia già aperto la finestra delle domande, quindi c'è la seconda domanda di un corsista in cui si fa riferimento appunto all'equiparabilità tra
i ragionamenti fatti sulle coste marittime e quelle sull'ambito fluviale in ottica di demanio e proprietà. Sì, allora, per ragioni di tempo ho focalizzato l'attenzione sulla demanio marittimo, e questo è evidente perché il demanio fluviale e quello lacuale allo stato attuale nel nostro sistema generano diciamo, problemi conflittuali molto inferiori, ma in termini assolutamente giuridici noi parliamo in via diciamo, unitaria di beni demaniali costieri, fluviali e lacuali. Quindi sì, assolutamente le coste fluviali sono equiparabili a quelle marittime, anche se c'è un problema a monte di determinazione degli usi, siamo sempre lì. Quindi mentre rispetto alle coste lacuali la logica di determinazione degli usi è la stessa che noi usiamo per il demanio costiero, rispetto ai fiumi tendenzialmente è difficile che l'uso particolare coincida con un uso di apertura nei confronti del pubblico, ma ad esempio possiamo avere la concessione per l'installazione di strutture legate alla nautica, e quindi ad esempio ad uno sfruttamento più limitato dell'area fluviale. Ciò non toglie, come dire, che la regolazione è la stessa e che anche lì l'asseverazione di concessioni che comprimano l'uso particolare dovrà e deve rientrare nell'ambito di un regime concorrenziale e di pubblicità. Regime che ovviamente tiene conto di quello che accade al demanio marittimo. Di sentenze in generale sui fiumi ve ne sono poche. Ciò che, come dire, può essere a mio avviso di interesse, che sono beni per certi versi sottostimati rispetto alla loro valenza turistica e in parte anche paesaggistica, e nei confronti dei quali però un'inversione di tendenza in parte io vedo che sta avvenendo con i cosiddetti contratti di fiume, cioè la possibilità che vi siano diciamo queste previsioni che mettano a sistema anche dei soggetti non pubblici, degli organismi non pubblici, per garantire una maggiore fruibilità e una sorta di accrescimento della valenza anche sociale, se così possiamo diciamo considerare, delle aree fluviali. In ogni caso, ripeto, in termini civilistici noi abbiamo una trattazione identica per quello che riguarda il demanio fluviale, lacuale e costiero. Grazie mille. Abbiamo nell'altra chat invece un'enfatizzazione del primo concetto di rapporto fra questione dei plateatici galleggianti, per cui viene enfatizzata l'importanza e la rilevanza di questo tema, proprio forse perché nel territorio veneto, che è un territorio per natura con grandi spazi dati ai fiumi, e soprattutto anche lo sfruttamento tra parte costiera o di interfaccia fra terra e acqua, la questione dei plateatici fluviali invece rispetto a quelli magari lasciandoli un po' separati del contesto veneziano, ma i fiumi che connaturano il territorio della regione Veneto in alcuni casi sono ampiamente sfruttati. Lei ha citato tutto il settore della diportistica, però in alcuni contesti, magari per esempio quelli più urbani, faccio per esempio le grandi città come Treviso, Vicenza, Padova, dove hanno dei veri e propri canali che attraversano l'ambito urbano, in quei casi determinati tipi di plateatici che possono essere galleggianti possono diventare un tema di interfaccia fra la giurisprudenza e la libera concorrenza del mercato. Quindi questo forse è un altro tema di rilevanza. Sì, Filippo, in realtà ha pienamente ragione, perché la riflessione che io avevo fatto nasceva appunto riflettendo ad alta voce con voi sulla questione dall'idea di ragionare in contesti non urbani, e in realtà invece la riflessione che lei fa è molto interessante, perché nel momento in cui il plateatico va diciamo a collocarsi in un contesto urbano o semiurbano, quindi non prettamente rurale, la molteplicità degli interessi è assolutamente evidente, quindi insomma avete ragione, questo sarebbe un tema su cui in effetti si potrebbe fare qualche approfondimento e qualche riflessione. Io ripeto, decisioni non ne conosco, però non escludo che sicuramente possa esserci il conflitto cui lei faceva riferimento. Penso ad esempio anche
diciamo per certi versi, insomma, grandi capitali europee con le quali potrebbe essere utile a mio avviso fare una riflessione, perché la valenza dei fiumi in correlazione con le aree urbane accresce notevolmente diciamo il valore turistico effettivamente delle installazioni. Quindi su questo insomma avete voi sollevato a me una curiosità di approfondimento ulteriore. Sono momenti questi per una mutua relazione interpretativa anche accademica. Io volevo chiudere questa prima parte con una domanda che a questo punto pongo io a lei, professoressa, che riguarda un collegamento con ciò che ha detto, quasi rientra un po' in una curiosità quasi burocratica, che lei ha citato il fatto che in regioni come la Puglia e il Lazio c'è per normativa un obbligo da parte dell'amministrazione regionale di lasciare ovviamente una quantità di spazio percentuale di costa ad uso libero. E nel caso della Puglia era il 60%, nel caso del Lazio era il 50%. La mia richiesta è molto semplice, chi però si deve occupare del controllo che questa percentuale venga rispettata o che non vengano allargate le concessioni, tra virgolette, mettiamole con una parola molto, fra virgolette, informali di questo spazio che dovrebbe essere lasciato libero? Allora, lì abbiamo, diciamo, il vincolo che sta nella legge va a condizionare la pianificazione. Quindi la politica decide la percentuale, l'amministrazione nella pianificazione, preso atto delle concessioni che ci sono, fa una ricognizione per valutare rispetto all'anno considerato se le concessioni che già asseverato superano o meno quel limite. Se le concessioni già asseverate arrivano al 50% o al 60%, semplicemente decide di non assegnarne altre. Che cosa accade poi? Chi è che assegna le concessioni? Abbiamo detto i comuni, gli uffici comunali. Allora, la domanda è: potrebbe un comune assegnare una concessione in violazione con le indicazioni della pianificazione regionale? Sì, in concreto può accadere. Allora, non dovrebbe, ma può accadere. E l'altro nodo è: chi ha interesse a che questa concessione non venga assegnata? Punto interrogativo. E qua entriamo nei meccanismi di tutela. Perché come si potrebbe sollevare il problema? Elemento primo è: ci sono due concorrenti, la concessione viene assegnata ad uno, l'altro concorrente porta ad emersione l'illegittimità attraverso una forma di tutela giurisdizionale perché ha interesse ad avere però lui a monte la concessione. E l'elemento due è che in realtà possano farlo ad esempio i cittadini. Non a caso le associazioni ambientaliste hanno la legittimazione a ricorrere sulla violazione di una serie di norme che riguardano i temi ambientali, e questo di fatto è quanto accaduto. Quindi nel momento in cui un comune assegna una nuova concessione, la pubblicità nella procedura di assegnazione fa sì che tutti possano prendere conoscenza ad esempio del bando che assegna la concessione. E quindi c'è un interesse che esula dai concessionari ma va sugli utenti. Penso a Legambiente, ma non solo, ok? Sono molte le associazioni che possono legittimamente ricorrere. Diversamente cosa accade? Ma poi secondo me parlo un po' di fantascienza qui, ma nel momento in cui si fa un incrocio tra diciamo gli introiti potenziali e il riscosso, che come abbiamo detto vanno nelle casse statali, a quel punto il dislivello nelle somme potrebbe determinare un controllo rispetto alle concessioni asseverate. Io le dico in realtà che il problema che lei pone secondo me nei fatti c'è, e non è un caso che la legge sulla concorrenza la prima cosa che dica è: cerchiamo di capire quante concessioni abbiamo. E lo dice proprio perché in realtà non c'è chiarezza su questo. Quindi, come dire, dal mio punto di vista effettivamente c'è da fare una riflessione. Teniamo anche presente la questione delle subconcessioni. Ora, le subconcessioni prevedono in realtà che il concessionario originale possa dare una parte della sua concessione in affidamento ad un terzo. Ecco, su quello non c'è praticamente controllo, perché in realtà diciamo, come dire, il comune controlla il concessionario principale, ma non il subconcessionario. E quindi là ancora di più si apre. E un altro problema grosso che si apre è quello della trasmissione del titolo concessorio. Noi prima abbiamo detto che la maggior parte delle imprese balneari sono a conduzione familiare. Questo comporta nei fatti che vi è solitamente una trasmissione del titolo concessorio tra gli eredi. E in realtà questo è un meccanismo che non è così netto nel sistema giuridico. Perché? Perché il concessionario originale
nel momento in cui viene a mancare, questo porta sulla carta la decadenza della concessione secondo le norme. E invece quello che accade è che c'è una trasmissibilità per gli eredi che determina poi un flusso, come dire, ininterrotto di mantenimento in capo nella sostanza alla stessa impresa familiare della concessione. Grazie mille, perché ha arricchito ancora di più la criticità della gestione, ponendo, non dico altra carne sul fuoco, perché comunque questo tema della trasmissibilità familiare, nel momento in cui risulta quasi illegittima, nel momento in cui il legittimo concessionario alla sua bipartita non potrebbe demandare o passare senza, tra virgolette, una concessione statale ai propri eredi, pone ulteriormente la questione di come la concorrenza, il DDL che è stato appena licenziato, possa poi dover o deve forse intervenire anche su questo tipo di dinamiche. Allora, io vedendo che non ci sono altre domande, altre richieste da parte dei corsisti, ringrazio moltissimo. Ho appena finito di dirlo, è appena arrivata in chat un commento a parte di un corsista che chiede: risulterebbe per esempio in Calabria che questa percentuale sia soggetto a modifiche. Il numero delle concessioni quindi si modifica in relazione alla volontà politica e non alla valutazione di ordine di corretto utilizzo del litorale. In questo caso in rapporto anche alla salvaguardia dei beni o delle questioni paesaggistiche. Quindi ritorniamo a enfatizzare il tema di come la questione del controllo, dell'asseverazione di queste concessioni da parte dell'ente statale e del loro dimensionamento vada a inficiare da un lato la volontà politica di tutelare la sua iniziale radice di mantenimento della risorsa pubblica e del patrimonio naturale, e in questo caso a maggior ragione dei tratti paesaggistici e del concetto esso stesso del paesaggio. Quindi è un'ulteriore enfasi sulla questione. Non so se rispetto a questa cosa ha qualche commento da fare, professoressa. Sì, vorrei solo dire, non ricordo la situazione calabrese sotto il profilo della legge regionale, ma quello che potrebbe accadere è che in realtà la previsione di rapporto tra spiagge libere e spiagge attrezzate non sia prevista dalla legge regionale, perché non tutte le regioni lo prevedono. Se questa previsione non è indicata nella fonte regionale, allora a quel punto compete alla pianificazione regionale indicare la percentuale, perché abbiamo detto attraverso l'atto di pianificazione la regione determina la percentuale. Quindi in realtà se parliamo di un atto di pianificazione non è una determinazione di natura politica, ma una determinazione di natura amministrativa. Non so cosa sia più grave, nel senso che poi non so cosa sia più grave. E la gravità in realtà sta nel fatto che questo è un settore in cui spesso, e forse il commento lo va in questa direzione, le decisioni vengono prese senza il coinvolgimento dell'utenza, cioè non esistono delle sedi nell'ambito delle quali gli utenti portatori di interessi nei confronti del modo con cui le concessioni vengono gestite possano esprimere formalmente la loro voce. Pensate in via soltanto analogica a tutta la questione del dibattito pubblico per le grandi opere. Cioè attraverso la previsione del dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali è stata prevista una sede ufficiale nell'ambito della quale gli interessati possono esporre le loro ragioni e fare le loro proposte. Allora forse bisognerebbe ipotizzare che vi sia una consulta a livello quantomeno regionale alla quale possano partecipare le associazioni degli utenti e quelle degli ambientalisti per poter fornire all'interno dell'atto di pianificazione delle istanze che altrimenti non verrebbero considerate. Mi pare insomma un tema su cui anche qui forse si può lavorare. Grazie mille per la risposta. Allora, visto l'orario, ringraziamo moltissimo la professoressa Di Lascio per il suo intervento e per l'esaustività dell'esposizione su un tema così complesso e articolato che in un'ora è molto difficile riuscire a comprimere e a spiegare nella sua sfaccettatura più articolata. Ringraziamo anche alcuni dei relatori che ci hanno raggiunti, in particolare il dottor Ramieri e il dottor Innocenti. Abbiamo il nostro classico quarto d'ora di pausa prima dell'inizio della seconda parte della lezione, quindi ci rivediamo, se sono le 10:40, alle
11-5 per riprendere i lavori con la seconda parte degli interventi. Di nuovo grazie mille professoressa, sa che è un onore per noi averla insieme ancora nella seconda parte della mattinata e per eventuali ulteriori domande, interessi da parte dei corsisti potete farci pervenire, noi le faremo pervenire alla professoressa che magari vi potrà dare delle elucidazioni in merito a temi specifici. Quindi grazie mille e a fra poco. Arrivederci a tutti, salve, a fra poco.
Allora, ben trovati a tutti, sono le 10:55, puntualissimi, ricominciamo perché abbiamo una seconda parte della mattinata molto intensa con 4 interventi abbastanza eterogenei ma tutti coerenti con le tematiche introdotte dalla professoressa Di Lascio nella prima parte della mattinata. Il nostro primo intervento riguarda un po' la connessione con quello che è stato accennato nelle prime slide della professoressa, che toccava il tema di come le normative che arrivano a livello costiero nazionale si rifanno a delle indicazioni europee che provano a interfacciarsi con quello che è la normativa della gestione integrata delle aree costiere. Quindi abbiamo invitato Emiliano Ranieri del CNR ISMAR, che da anni si interfaccia con queste tematiche sia a livello nazionale che per conto degli enti europei, e gli abbiamo chiesto di raccontarci un po' una prospettiva di come la gestione integrata delle aree costiere, detta in sigla la ICZM, può essere un elemento guida che ricade anche nel nostro contesto, di come questa ricaduta poi ha degli effetti sia di tipo normativo ma anche su come le gestioni paesaggistiche vengono considerate all'interno di questo percorso. Emiliano, a lei la parola. Le ricordo più o meno che ha una ventina di minuti per magari lasciare spazio a domande da parte dei corsisti. Benissimo, buongiorno a tutti. Scusate che... Scusate un attimo. Ok. Sì, buongiorno a tutti. Grazie UAV per questa opportunità. Appunto, come diceva il dottor Filippo, sono Emiliano Ranieri del CNR ISMAR e nella mia vita professionale, ancora prima di arrivare appunto al CNR, cosa piuttosto recente, mi sono occupato spesso di studi e di progetti a supporto della definizione e implementazione di politiche integrate per la gestione delle coste mare, quindi nello specifico appunto dell'ICZM, ma anche della pianificazione spaziale marittima. So che ci sarà un intervento specifico su questa più avanti, al quale comunque dovrò necessariamente fare riferimento nella mia presentazione. Non sono un esperto di paesaggio e ho colto l'opportunità che mi è stata offerta un po' per riflettere appunto come questa politica nello specifico e alcune sue declinazioni poi locali in termini di implementazione considerano il tema, cercando un po' di interrogarmi e di riportare poi le risposte di questa mia interrogazione anche tramite una serie di casi studio che cercano di affrontare quali a mio avviso potranno essere i temi e le sfide future appunto di questa interazione tra la gestione integrata delle zone costiere e le necessità di salvaguardia del paesaggio. La classica definizione della gestione integrata delle zone costiere è quella di un processo dinamico ed integrato che è finalizzato ad una gestione sostenibile delle zone costiere e delle risorse che in esse persistono. E è interessante notare come la definizione formale che ritroviamo nel protocollo appunto ASIS-EDAM della Convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino del Mediterraneo, il tema del paesaggio costiero sia espressamente compreso, evidenziando quindi come questo elemento sia fondante nella gestione integrata appunto delle zone costiere. È un processo che si svolge attraverso fasi, sono le fasi tipiche di una implementazione, di una policy di carattere integrato, che vanno appunto, piuttosto brevemente le scorrerei, dalla definizione dalla fase iniziale organizzativa all'analisi appunto della situazione attuale, di quella che può essere l'analisi e la previsione delle variazioni future, nel caso specifico degli usi e delle dinamiche delle aree costiere, alla opportuna fase di definizione di una visione di quello che è l'atteso futuro che noi vogliamo
determinare per una zona costiera degli obiettivi che da questa visione derivano, appunto alla formulazione di una strategia e di un piano che è l'elemento centrale del processo poi di gestione, di pianificazione della zona costiera, fino alla implementazione della visione, della strategia e del piano che esprimono appunto i desiderata definiti nella visione. Elemento fondante di tutto il processo è certamente il concetto di integrazione verticale tra organi diversi di governo del territorio. Abbiamo visto questa mattina quanto sia importante procedere appunto in modo coerente ad una gestione delle aree costiere che veda appunto coerenza tra il livello statale, regionale e comunale, quanto questo sia alquanto difficile e complesso, e un'integrazione orizzontale tra esigenze di settori differenti. L'elemento normativo, l'elemento legale, diciamo, di riferimento per quanto riguarda l'area del Mediterraneo è certamente, per appunto la gestione integrata delle zone costiere, il protocollo della Convenzione di Barcellona, che rende, diciamo, il contesto mediterraneo un contesto unico, essendo l'unico bacino a livello mondiale che si è dotato di questo strumento che ha una sua valenza normativa vincolante. Ad oggi vedete in questa slide rappresentati i paesi che hanno ratificato il protocollo. Tra questi non c'è l'Italia, che ha sì approvato il protocollo ma non lo ha ratificato, tuttavia in quanto membro dell'Unione Europea e in quanto l'Unione Europea ha sì ratificato il protocollo ICZM, anche l'Italia è chiamata appunto a darne piena attuazione. Il protocollo è poi arricchito di una serie di altri elementi che qui ho richiamato solo per spunto, per qualora appunto chi fosse interessato avesse voglia di approfondire, e tra i più recenti insistono il Common Regional Framework per la gestione integrata delle zone costiere, che è un documento di definizione di elementi comuni, più di dettaglio rispetto al protocollo che gli stati firmatari della Convenzione si sono dati appunto per un'attuazione congiunta delle norme del protocollo, e il Conceptual Framework per la pianificazione spaziale marittima, che introduce per la prima volta appunto la pianificazione spaziale marittima nel contesto della Convenzione di Barcellona, alquanto importante perché, come vedete anche da questa slide, alla Convenzione e al protocollo ICZM partecipano anche paesi non europei, non aderenti all'Unione Europea, e quindi questo documento ha permesso di estendere la pianificazione spaziale marittima appunto anche a questi paesi. A livello europeo il concetto di gestione integrata delle zone costiere trova suo fondamento normativo, suo fondamento legale in una raccomandazione del 2002, che è tuttora vigente, che qui non ho riportato perché, pur essendo appunto vigente, è di fatto nella prassi superata dalla direttiva del 2014 sulla pianificazione dello spazio marittimo, che non fa diretto riferimento alla gestione integrata delle zone costiere, ma la richiama in alcuni punti. C'è stato tutto un processo storico che ha portato appunto alla definizione di questa direttiva, che in alcune fasi prevedeva anche l'integrazione della direttiva il concetto di ICZM, che poi nel tempo si è perso per motivi su quali non ha, secondo me, molta valenza soffermarsi in questo motivo, ma di fatto la direttiva del 2014 ha un focus molto marcato sulla pianificazione spaziale marittima, rimarcando però l'importanza dell'analisi delle interazioni terra-mare ai fini della pianificazione appunto dello spazio marittimo, e richiamando anche in questo contesto appunto la gestione integrata delle zone costiere. Di fatto permette di in un qualche modo di far rientrare questo processo nella più ampia categoria, appunto nel più ampio contesto della pianificazione spaziale marittima. È chiaro che i due processi ICZM e MSP sono tra di loro in parte sovrapposti, lo sono sia in termini concettuali, in termini appunto di obiettivi e in termini di principi ai quali si ispirano, lo sono anche in termini puramente fisici. Qui vedete rappresentata una schematizzazione dalla costa sulla sinistra, al mare sulla destra,
di quello che può essere appunto l'area costiera e l'area marina, e l'ICSDM, così come definito nel protocollo appunto della Convenzione di Barcellona, si applica alla componente terrestre delle coste e alla componente marina fino alle 12 miglia nautiche. L'MSP parte appunto dalla linea di costa e si estende fino alla demarcazione appunto dell'area che ricade sotto competenze di un determinato Stato, e ricomprende certamente anche le acque territoriali, dove appunto le due norme, dove i due processi tendono a sovrapporsi. E cosa si dice il protocollo ICSDM in termini di paesaggio? Rimarca la necessità di salvaguardare e conservare l'integrità del paesaggio in diversi punti. In uno dei suoi obiettivi principali, appunto, il protocollo evidenzia come il processo di ICSDM debba assicurare non solo la conservazione e l'integrità degli ecosistemi naturali, ma con essa anche quella del paesaggio costiero. E invita appunto gli stati a pianificare le aree costiere in modo che le attività agricole, urbane e industriali che insistono sulle coste siano tali da non compromettere i necessari obiettivi di conservazione e salvaguardia del paesaggio. Anche in termini di turismo, che è appunto certamente uno dei driver maggiori che insistono sulle aree costiere del Mediterraneo, il protocollo si esprime in modo piuttosto chiaro. Un articolo specifico del protocollo, l'articolo 8, invita poi le parti a istituire quella che è la cosiddetta setback zone, una zona di rispetto dove non sia permesso edificare e quindi sviluppare infrastrutture di carattere urbano turistico, tenendo conto sia tenendo conto nella definizione di questa fascia di rispetto degli attuali rischi connessi appunto alle dinamiche naturali, si pensi appunto all'erosione piuttosto che al rischio di inondazione, e di come queste saranno poi in futuro modellate dai cambiamenti climatici. Zona che non può avere una larghezza inferiore ai 100 metri e tendenzialmente deve essere superiore, appunto tenendo conto delle dinamiche in atto. Questa norma, che sembrerebbe alquanto scontata, è certamente di difficile attuazione, non solo in paesi come nella figura qui rappresentata, in cui appunto l'espansione delle infrastrutture costiere è tuttora fortemente in atto, come nel caso di questa figura del Montenegro, ma anche in paesi come l'Italia, dove appunto l'edificato lungo le aree costiere è piuttosto significativo ed importante. Tant'è che l'implementazione di questa norma è uno degli elementi più dibattuti appunto nell'applicazione del protocollo ICSDM a scala mediterranea. Proprio la cosiddetta litoralizzazione, cioè la concentrazione molto spinta di attività e di infrastrutture lungo la costa, è uno dei driver principali, appunto, è una delle pressioni principali sulle aree costiere, che un processo di ICSDM è tenuto a prendere in considerazione e al quale è tenuto a dare risposte. Ho qui riportato un paio di esempi che rappresentano come il tema del paesaggio è attualmente, in rapporto appunto a questa pressione molto significativa, generalmente preso in considerazione. Il primo esempio si riferisce al piano strategico per la protezione ambientale e lo sviluppo di Malta, che è un piano che vede la pianificazione sia della componente terrestre, quindi di tutta l'isola di Malta e delle isole di Gozo e Comino, che delle acque ricadenti nelle aree di competenza di Malta, qui è raffigurata solo la componente terrestre. E diciamo che l'approccio del piano, che è attualmente in revisione, questa è la versione attualmente approvata del 2015, è un approccio classico con identificazione di aree ad elevata valenza paesaggistica, quelle verdi, e a minor valenza paesaggistica, quelle rosa, marrone chiaro, in cui insistono una serie di misure che il piano stesso definisce. È interessante notare che nella formulazione del 2015, quindi quella attualmente vigente, il piano non si interrogava affatto su il tema del paesaggio marino-marittimo, del cosiddetto seascape, non prevedendo per questo
alcuna specifica misura di salvaguardia e tutela. Nella formulazione e nella revisione attuale questo tema rientra pienamente e Malta si sta appunto interrogando in modo significativo su come aumentare appunto la valenza della componente paesaggistica marina nel piano che dovrà emettere a breve. Un altro esempio di soluzione classica, diciamo, ai problemi tipici di un processo di SSDM è quello del piano GICS, quindi gestione integrata delle zone costiere della regione Marche, che è un esemplificativo di uno dei piani regionali a cui si faceva riferimento anche stamattina, che tra le altre cose dà molta enfasi, normalmente, come è normale attendersi, al problema dell'erosione costiera e del rischio di inondazione, rispetto al quale definisce tutta una serie di misure, cominciando già a delineare una risposta che per alcuni elementi può essere considerata di approccio quantomeno diverso se non innovativo. Rimarca la necessità di rimuovere le misure di difesa rigide laddove questo sia possibile per favorire interventi di rinaturalizzazione delle spiagge, sia mediante appunto ripascimenti costieri che stabilizzazione di scogliere nelle aree appunto dove queste sono presenti, e rimarcando come questi interventi, anche se di carattere cosiddetto nature-based, siano minimi e mirati lungo le aree in cui le valenze paesaggistiche siano più sensibili. Questo ci pone l'accento su uno degli elementi che già i piani attuali, ma ancor più quelli futuri, saranno chiamati a prendere attentamente in considerazione. Cioè, ho cercato qui di interrogarmi su un paio di pressioni future a cui i piani ASDM saranno chiamati a dare risposta. Certamente la principale è quella del cambiamento climatico e del connesso aumento del livello del mare. E qui rappresentata appunto una mappa di vulnerabilità delle aree costiere italiane, piuttosto noto come l'area nord adriatica del Veneziano fino appunto alle spiagge del Friuli Venezia Giulia a nord e di Ravenna Rimini a sud, sia fortemente vulnerabile agli attesi aumenti del livello del mare, sia per la sua posizione, sia per la sua connaturate caratteristiche di bassa elevazione, e sia appunto ai processi di subsidenza naturale. E negli esempi che sono esempi locali, cerco di evidenziare come alcuni elementi di risposta che non solo in Italia sono in fase di sperimentazione e attuazione, rientra appunto il tema del paesaggio. In questo caso, nel primo caso studio, nel primo esempio che ho riportato, faccio riferimento all'esperienza del cosiddetto Sand Motor in Olanda. Beh, sapete quanto l'Olanda sia suscettibile ugualmente ai problemi e ai rischi connessi alle dinamiche marino-costiere e l'innalzamento del livello del mare, e da lungo tempo è all'avanguardia sui processi di difesa costiera. In questo caso, alcuni anni fa, quasi una decina di anni fa, in una zona prossima al delta dello Schelda, hanno testato un metodo innovativo di ripascimento, chiamato appunto Sand Motor, in cui è stato deposto un enorme volume di sabbia pari a 21 milioni di metri cubi, che è un volume estremamente consistente, in una zona, lasciando le dinamiche naturali il compito di riposizionare in modo appunto più naturale possibile questa sabbia, con finalità di ricostruire un'area buffer e di alimentare il sistema di dunali retrostanti per contrastare appunto i fenomeni di mareggiate e in prospettiva futuro anche di aumento del livello del mare. La cosa interessante dal punto di vista paesaggistico e turistico è che l'area si è trasformata in una zona ad alta frequentazione. Vedete qui una foto presa dall'alto da parte dei turisti locali per attività balneari e sportive, avendo quindi apportato un beneficio significativo anche in termini economici per la zona interessata. Il secondo esempio è quello, si riferisce alle Camargue in prossimità del delta del Rodano, e nello specifico alle saline di De Giro nel sud-est del delta,
che erano fino ad alcuni anni fa delle saline confinate rispetto alle dinamiche marine costiere, un po' come nella logica delle nostre valli da pesca e laguna di Venezia, in cui l'intervento attuato è stato un intervento di ripristino della connessione appunto sia fronte mare e sia all'interno con il fiume Rodano, dismettendo una serie di elementi di interruzione di questa connessione idraulica, a cominciare dalla diga fronte mare che vedete qui riportata nella figura, che non è stata più ricostruita, per creare una zona buffer ad elevata valenza naturalistica che fornisse appunto anche una soluzione tampone nei confronti di fenomeni di nuovo di rischio derivante da mareggiate piuttosto che di aumento del livello del mare. E dal punto di vista della percezione della valenza del paesaggio, qui è interessante rimarcare come inizialmente questi interventi sono stati fortemente osteggiati dalla popolazione locale e dalle comunità locali, non solo per questione di rendite di posizione. Potete immaginare, per esempio, che l'accesso alle saline era accesso a una limitata quantità di pescatori e di cacciatori che avevano una forte rendita di posizione per quanto concerne questo accesso esclusivo. Ma sono state osteggiate anche perché la percezione che c'è stata una forte percezione che gli interventi abbiano fortemente modificato il paesaggio tipico della zona, trasformando un paesaggio gradito, quello delle saline, in un paesaggio sgradito, quello di un'area sì naturale, ma non percepita come appunto caratteristica della zona dalle popolazioni locali. Tant'è che le autorità impegnate in questo intervento sono tuttora impegnate in un processo molto importante di sensibilizzazione e di coinvolgimento delle comunità locali per far emergere appunto quali sono le valenze anche naturalistiche e di conservazione del paesaggio tipico delle lagune nord-mediterranee che questo intervento ha permesso di implementare. Il terzo caso è quello di Venezia, un caso in cui ci sarebbe da spendere molte parole e accennerò ad alcuni elementi, poi se avrete curiosità sono certamente disponibile sia in questa occasione che in occasioni successive separate appunto a fornire spunti e mie riflessioni e come Venezia appunto sta rispondendo e dovrà rispondere al rischio connesso agli eventi di acque alte e di inondazione da esse derivanti e quali sono le ripercussioni in termini di tutela del paesaggio connessa a questo processo. Diciamo che possiamo distinguere tre fasi. Una fase premosa in cui l'approccio alla difesa delle acque alte è stato un approccio cosiddetto in gran parte di coping, cioè di attuazione di misure preventive di mitigazione piuttosto limitate e poi di misure finalizzate a risolvere i danni causati dalle acque alte più significative con ingenti spese economiche. Un tipo di intervento che tutto sommato ha portato limitati effetti sul paesaggio. Una fase che è quella attuale legata alla costruzione e alla operatività del MOSE, che possiamo chiamare incrementale, in cui le misure messe in atto sono misure che possono garantire la protezione di Venezia fino a un certo livello, non tanto fino a un certo livello di aumento di livello del mare, in quanto il MOSE non può operare con condizioni di aumento di livello del mare più alto, ma in quanto tale operatività, se appunto avremo un aumento del livello del mare significativo, si tradurrà in un numero di chiusure insostenibile per la città di Venezia. In questo caso è interessante notare in termini paesaggistici due elementi. Fin dalla concezione dell'opera, ancora prima, fin dalle leggi speciali che hanno determinato appunto la definizione dell'opera, è stato richiesto a chi si è occupato di progettare l'opera che la stessa fosse tale da evitare interferenze paesaggistiche significative. Quindi la scelta è stata quella di intervenire con elementi che, quando non in funzione, siano scomparsi ed adagiati sul fondo. Possiamo sostenere che tutto sommato, almeno da questo punto di vista, l'opera effettivamente comporta un impatto paesaggistico limitato, anche se ovviamente nelle aree di
delle bocche di porto insistono tutta una serie di infrastrutture a servizio delle barriere immobili che hanno invece modificato localmente il paesaggio. Ancor più questo paesaggio è stato modificato, probabilmente potremmo dire per alcuni aspetti nel bene, dalle opere complementari al MOSE che sono state finalizzate a rinforzare i litorali. Vedete qui rappresentato l'importante ripascimento che è stato effettuato lungo il litorale di Pellestrina e analogamente poi in parte di quello del Lido e del Cavallino, con movimentazione di 9 milioni di metri cubi di sabbia. Se ricordate il numero del primo caso studio, siamo comunque qui a un numero che è circa 2 volte e mezzo inferiore a quello dell'esercizio del test effettuato col Sand Motor in Olanda, però localmente un numero importante e significativo che ha portato a ricreare un ambiente di spiaggia dove questo non c'era lungo l'isola di Pellestrina, o a ricostruire dei sistemi dunali nella zona del Cavallino con, in questo caso, credo dei benefici anche in termini certamente naturalistici e probabilmente anche paesaggistici. C'è poi una terza fase a cui Venezia sarà chiamata a rispondere, quella che necessariamente dovremo prendere in considerazione quando il MOSE non sarà più in grado di garantire una efficace protezione della città, proprio per l'elevato numero di chiusure che saranno conseguenti all'aumento del livello del mare, che necessiterà l'adozione di un cosiddetto approccio trasformativo alla difesa della città, in cui dovremo immaginare un futuro completamente diverso, un futuro di forte ridisegnazione del paesaggio lagunare e costiero della nostra area dove viviamo, per il quale oggi non abbiamo un riferimento. Per questo qui riportato in modo così quasi provocativo le immagini tratte da alcuni fumetti, e andiamo da situazioni in cui si può prevedere una completa bonifica dell'invaso lagunare, come per esempio prevede Moebius nella sua raffigurazione di una Venezia senza acqua, a quelle di una città perennemente sott'acqua e protetta con cupole di vetro. Ovviamente sono degli estremi rispetto al quale però sarà importante nei prossimi anni cominciare a interrogarsi sul futuro di questo territorio, anche in termini di visione del territorio che vorremmo. L'altro driver fondamentale di cui ogni sistema di gestione e ogni piano di gestione della fascia integrata dovrà tenere in considerazione è quello della progressiva e continua crescita della cosiddetta economia blu e delle implicazioni che lo sviluppo di attività tradizionali a mare, di attività innovative a mare, avranno in termini di interrelazione appunto mare-terra, e che è prettamente un tema collegato poi alla pianificazione dello spazio marittimo. Sempre più le aree marine, le aree marittime dell'Europa e del mondo saranno occupate da attività di carattere antropico, rispetto alle quali è opportuno appunto valutare anche le implicazioni in termini di salvaguardia del paesaggio, in considerazione anche della valenza che questo nostro paesaggio ha nei confronti di attività costiere marittime importanti per l'economia italiana. Ovviamente in questo caso il riferimento primario è il turismo. E brevemente qui menzionerei 2 esempi. Il primo è un esempio sloveno relativo alla strada costiera tra Koper e Isola. È un intervento che è stato realizzato piuttosto direi semplice e modesto in termini di risorse e di implicazioni tecniche e tecnologiche, ma che ha avuto delle importantissime implicazioni di carattere per quanto concerne il coinvolgimento degli stakeholder locali. L'obiettivo è stato la riqualificazione dell'area costiera appunto degradata dalla presenza di una strada ad alto scorrimento tra Isola e Koper e la sua interconnessione con delle riserve naturali limitrofe appunto a quest'area. L'intervento ha riguardato la chiusura al traffico della strada costiera e una parziale sua riqualificazione che è tuttora in atto e che poi dovrà nel tempo portare una vera e propria rinaturalizzazione e reinterconnessione dell'area costiera con l'area marina. La cosa interessante è che per arrivare a un intervento così semplice e modesto, ma con implicazioni non prive di significato per quanto riguarda per esempio la mobilità locale, con la necessità di garantire una mobilità alternativa
su gomma, quella rappresentata da questa strada, ha richiesto un impegno molto elevato sia in termini temporali che in termini appunto di costanza nell'interazione con gli stakeholder locali, che è durato per più di 5-6 anni, per pervenire appunto alla decisione di chiudere questo breve tratto di strada e di interconnetterlo prima con le aree naturali e poi in futuro, come è auspicabile, anche con un processo di rinaturalizzazione progressiva. L'ultimo esempio che vorrei apportare è quello relativo alla costa adriatica. Voi sapete che la parte centro-nord della costa dell'area adriatica, diciamo da Ravenna fino agli Abruzzi, è fortemente interessata dalla presenza di piattaforme offshore, molte delle quali anche obsolete e fuori produzione, per l'estrazione di gas, prevalentemente, esclusivamente gas allo stato attuale. E si tratta di, appunto, come dicevo, di piattaforme che hanno diversi anni, diversi decadi, e rispetto alle quali altre attività tipiche della costa e quindi in prevalenza del turismo hanno avuto un rapporto, se non conflittuale, quantomeno di mutua sopportazione. Diciamo che nel tempo questa attività è attesa a concludersi in funzione dello sfruttamento dei giacimenti, soprattutto per quanto concerne le attività che ricadono nelle aree entro le 12 miglia nautiche. Si apre qui un problema che può essere trasformato in un'opportunità anche in termini di relazione turismo-paesaggio. Il problema è rappresentato dalla dismissione progressiva delle piattaforme obsolete, il cosiddetto decommissioning, che normalmente avviene tramite lo smantellamento e la rimozione da terra delle infrastrutture con costi significativi e anche con implicazioni ambientali non irrilevanti. Ecco, quantomeno per alcune di queste piattaforme ci si può interrogare se attuare il cosiddetto modello rig to reef, cioè piattaforma to reef, che consiste nel trasformare le piattaforme in reef naturali, sfruttando anche una occasionale situazione che si è creata negli anni 60 con una di queste piattaforme, relativa appunto nello specifico alla piattaforma Paguro. Negli anni 60-65, se non ricordo male, scoppiò su questa piattaforma un incendio molto importante che portò all'affondamento della piattaforma. E negli anni successivi, nella zona del relitto del Paguro, sono stati poi conferiti altri elementi derivanti appunto da dismissioni parziali delle piattaforme offshore, che hanno creato diciamo un relitto abbandonato di componenti delle piattaforme offshore, che progressivamente è andato rinaturalizzandosi in modo significativo con colonizzazione di specie sia bentoniche, aderenti quindi al fondale e alle infrastrutture, che nectoniche, e fino anche a far sì che questa zona venisse dichiarata sito Natura 2000, come oggi di fatto è, quindi naturalmente protetta, e sfruttata per attività subacquee. Annualmente circa 6.000 visitatori vengono attratti da questa zona, con importanti ripercussioni almeno per l'economia di scala locale. Questo modello, ecco, potrebbe essere un modello da attuare anche per alcune altre piattaforme in numero certamente limitato, trasformando un problema di carattere anche paesaggistico in un'opportunità, così come altre piattaforme potrebbero essere riutilizzate per scopi diversi da quelli produttivi attuali, tra quali quelli turistico-ricreativi legati per esempio alla diportistica. Grazie per l'attenzione e sono a vostra disposizione per domande e chiarimenti. Grazie mille Emiliano per la ampia carrellata proprio partendo dal concetto teorico fino alla sua applicazione pratica anche in casi di applicazione reale e soprattutto dei risvolti di come da delle normative, da delle prescrizioni e da delle indicazioni che arrivano da molto lontano dalla costa si può arrivare a dei veri e propri interventi che toccano in maniera rilevante anche degli effetti paesaggistici sul territorio. Passiamo quindi adesso invece da un concetto che parte dall'Unione Europea e che si appoggia sulla gestione integrata delle coste
che appunto il dottor Ramiere ha ben fatto vedere anche dove a livello metrico inizia la gestione e dove finisce la competenza di questo tipo di approccio. Se le 12 nautiche sono il limite massimo, la parte che noi cerchiamo di capire anche meglio come gestire è quello che dà un po' il là all'intervento del nostro secondo invitato. Parliamo del professor Alberto Innocenti, che abbiamo invitato qui dopo una lunga esperienza all'interno dell'Università IUAV di Venezia, adesso si è spostato in Danimarca come professore ricercatore, si è sempre occupato appunto di interazione fra terra e mare e in particolare nelle sue risvolti più progettuali, cioè come immaginare una progettazione, una definizione anche di quelle che sono le necessarie considerazioni da fare, perché per progettare il paesaggio costiero forse bisogna partire anche da quello più interno, perché ovviamente le connessioni sono molto forti e i risvolti e gli impatti molto spesso che abbiamo sulle coste arrivano anche dall'interno. Quindi grazie mille Alberto per averci raggiunto, a lei la parola. Anche qua cerco sempre di ricordare una ventina di minuti abbondanti e lascio ai corsisti ovviamente la possibilità di fare domande in itinere, così poi io le sottoporrò ai corsisti. Prego. Buongiorno a tutti, ringrazio la professoressa Matilda Reo, ringrazio Filippo per avermi invitato e incomincio a condividere la mia presentazione. Vedete la presentazione, giusto? Sì, vediamo. Ok. Cercherò oggi di introdurre un pochino che cos'è l'Ens Interaction, quindi l'interazione tra terra e mare e il paesaggio costiero. Vorrei iniziare collegandomi a una parola che ha utilizzato, a un termine che ha utilizzato prima Emiliano Ramieri, che era la percezione. Parlerò durante la presentazione dei paesaggi costieri, dell'Ens Interaction, della governance, che cos'è l'Ens Interaction, quindi cosa sono le interazioni tra terra e mare e come le coste sono influenzate da queste dinamiche di interazione tra terra e mare. Collegandomi al termine che ha utilizzato Enrico Ramieri, che è la percezione, tutti noi viviamo, 2/3 della popolazione mondiale vive in aree costiere e le città sulle aree costiere si espandono. E questo perché? Perché fin dal passato le aree costiere erano ricche di risorse, erano luoghi strategici per il commercio e quindi la maggior parte delle popolazioni hanno sviluppato i loro centri abitativi, le loro città e tuttora le più grandi città europee si trovano in aree costiere, perché luoghi strategici anche di commercio e oggi anche di turismo, logicamente. Quindi ognuno di noi ha un modo di percepire l'area costiera e il paesaggio costiero, perché dipende dalla nostra esperienza, da dove viviamo, da come vediamo le aree costiere. Qui ci sono una serie di immagini, per esempio, di come possono essere densamente urbanizzate o in alcuni casi ci sono anche delle urbanizzazioni molto particolari o informali, come quelle che si possono vedere in alto a destra. E molto spesso le aree costiere tutt'oggi sono le aree volano, anche economicamente parlando, perché le città si continuano a espandere, cambiano i confini, quindi molto spesso si cerca di costruire anche oltre le aree costiere, nel mare, perché le città si espandono e c'è bisogno di più spazio per costruire nuove attività e nuovi spazi per i cittadini. Questo per esempio è un altro esempio che è il porto, questo è un altro modo di vedere un'area costiera, questa è un'area costiera molto antropizzata, questo è il porto di Singapore che è in continuo sviluppo pur essendo una città costretta e molto piccola relativamente, però insomma ha un confine molto ben delimitato. E poi in realtà ci sono altri modi di percepire o di avere un'idea dell'area costiera. L'area costiera può essere un luogo di svago, un luogo turistico dove si sta a prendere il sole, e si ha un paesaggio molto piacevole, o può esserci anche un paesaggio costiero che è produttivo. Quindi in questo caso ci sono si producono pesci, c'è dell'acquacoltura. Allo stesso tempo però dobbiamo ricordarci che le aree costiere
sono dei luoghi molto complessi, dove ci sono delle dinamiche molto complesse e abbiamo anche delle immagini, abbiamo anche dei momenti in cui sappiamo che le aree costiere, come aveva introdotto Emiliano Ramieri, hanno dei problemi di erosione costiera o problemi di flooding dal mare, e quindi ci sono diverse immagini, o ci sono anche altre immagini in cui in altri posti del mondo si sono costruiti dei luoghi e dei paesaggi completamente diversi da quelli che sostanzialmente abbiamo nella nostra percezione di aree costiere. Quindi le aree costiere sono molto varie, possono essere molto più produttive, agricole, possono essere luoghi di cultural heritage dove ci sono siti UNESCO e infrastrutturate fino al limite costiero. E allo stesso tempo ci dobbiamo sempre ricordare che questi luoghi sono anche molto fragili. Ho introdotto questo perché ognuno di noi ha una sua visione, ha un suo modo di vedere e di comprendere qual è l'area costiera, perché l'area costiera è molto complessa e molto dinamica. Quello che noi sappiamo e quello che già anche introdotto Emiliano Ramieri è che sappiamo che c'è un modo per governare l'entroterra, quindi ci sono determinati livelli amministrativi e determinati approcci per governare l'entroterra. Ce ne sono degli altri più nuovi, con la direttiva del 2014 della Commissione Europea che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, quindi c'è un nuovo modo anche di pianificare la terra, il mare. E poi ci sono la linea rossa quella linea rossa che vedete tratteggiata è più o meno dove si colloca il CZM, di cui stava parlando prima Ramieri, però in realtà quando si parla di lens interaction sono delle dinamiche, delle interazioni tra terra e mare, che non hanno un confine preciso e non può essere deciso attraverso, per esempio, i confini determinati da UNCLOS, dove identifica specificamente da dove ci sono le acque interne, le acque territoriali, dove si pianifica il mare, dove si pianifica la terra. E molto spesso si fa anche confusione, o molto spesso si parla di aree costiere. L'area costiera o la coastal zone è un'area molto particolare perché questo termine indica l'area che si interfaccia tra terra e mare. E qui è dove le due componenti marine, le due componenti sia marina che di terra, si uniscono, e è per questo che i luoghi di costa sono dei luoghi molto ricchi di risorse naturali, ma allo stesso tempo molto fragili. Quindi questa introduzione per cercare di capire, cominciare a capire che cos'è il lens interaction. Per cercare di spiegarvi più nel dettaglio che cos'è il lens interaction, farò riferimento molto alla mia ricerca di dottorato, in cui ho cercato di costruire un quadro per cercare di chiarire che cos'è il lens interaction. Lens interaction non è un approccio, non è uno strumento, ma è qualcosa di più. E la sua complessità è data anche, per esempio, io ho fatto tutta una literature review in cui sono andato a indagare anche attraverso altri temi per capire che cosa fosse il lens interaction, e possiamo capire qual è la complessità di questo tema, perché ci sono dall'ecologia alla biologia a tante tipologie di campi diversi di ricerca studiano il lens interaction. Perché l'area costiera contiene tantissime tipologie di usi antropici, ma anche tantissimi habitat naturali e processi naturali. E quindi è molto difficile poter identificare come queste interazioni funzionino in una maniera molto lineare, come definire per esempio un confine. Quello che ho cercato di fare io con la mia ricerca attraverso questa literature review, ho cercato di identificare attraverso la literature review, alcuni di questi elementi che compongono le interazioni, per cercare di chiarire anche che cosa è un'interazione. Quindi, come vedete in questa slide, ci sono dei componenti antropici e anche non antropici a terra, quindi a terra, e ci sono degli altri componenti che invece sono in mare. E all'interno, tra questi componenti, ci sono degli altri componenti naturali e anche antropici che funzionano da driver, quindi che
che fanno sì che esista l'interazione, o che comunque trasportino, o ci sono anche degli altri elementi che solitamente vengono chiamati, sono stati chiamati buffer, che sono degli elementi naturali che invece cercano di aiutare l'area costiera a mantenersi e a limitare le interazioni negative che gli elementi antropici sviluppano nelle aree costiere. Parte della mia ricerca, dopo andrò più nel dettaglio di tutto questo, parte della mia ricerca è stata poi cercare di trasferire queste informazioni e queste informazioni che ho trovato attraverso articoli scientifici e cercare di, attraverso dei casi studio, e uno di questi casi era Venezia, ho cercato di analizzare per esempio il caso studio di Venezia e portare questi elementi che avevo trovato all'interno della letteratura scientifica attraverso una sorta di mapping, di mapparli e di cercare di capire attraverso dei transetti, attraverso delle sezioni, di capire come questi elementi funzionassero. Quindi c'è una parte di urbanizzazione, ci sono delle parti più industriali, economiche e di trasporto marittimo, come vedete, e c'è sempre questa dualità tra la produzione, per esempio, agricola a terra e la produzione, diciamo, di acquacultura, quindi la produzione, diciamo, agricola in mare, o nell'altro caso gli aspetti più naturali, quindi la vegetazione, le tipologie di ambienti, di habitat naturali presenti in queste aree. Questa analisi ha fatto sì che ho potuto creare una sorta di transetto in cui andavo a identificare dall'interno, dall'entroterra fino al mare, e per cercare di capire come diverse tipologie di attività economiche sono anche in relazione con quelle in mare. E quello che il risultato è che molto spesso, quando si ha un entroterra molto produttivo, come potrebbe essere quello del Veneto, rispettivamente anche in mare si ha un mare molto produttivo. Tutto questo non sempre giova, perché, come avete visto nella mappa precedente, il Veneto, o questa parte del Veneto, è praticamente quasi tutta molto produttiva a livello agricolo, e le aree verdi, le aree intatte a livello naturale sono poche sull'interfaccia dell'area costiera. Quindi tutto questo era per dare una sorta di introduzione a che cos'è Lens Interaction. Lens Interaction, finora abbiamo capito che ci sono degli usi a terra antropici che, con la loro attività, hanno delle interazioni dirette o indirette con l'ambiente costiero o l'ambiente marino, e molto spesso possono creare delle esternalità molto spesso negative. In tutto questo contesto bisogna anche ricordarsi che non viviamo in un mondo perfetto e non siamo in una campana di vetro, ma ci sono anche tutta una serie di eventi esterni, come possono essere il cambiamento climatico, che vanno a esacerbare queste interazioni. Quindi qui adesso, in questo momento, voglio mostrare alcune di queste interazioni, e lo voglio fare cercando di far vedere come le coste vengono influenzate anche da queste dinamiche di lens interaction. Per esempio, in una di queste lens interaction che ho individuato attraverso la mia literature review, spiega bene come, per esempio, l'attività portuale molto intensa, per esempio, può creare intorno a quell'area problemi di inquinamento di genere chimici, nitriti, nitrati, fosforo e diverse altre tipologie, e quindi come possa influenzare, per esempio, una laguna, l'ambiente lagunare, o possa influenzare l'ambiente costiero, e allo stesso tempo come questo può far sì che si abbiano problemi, per esempio, nella pesca,
come questo si rifletta sul tema della pesca. E quindi generalmente in questo caso si riflette direttamente sulla pesca, ma può riflettersi anche su altre tipologie di altri usi che si hanno in area costiera, come possono essere il turismo, per esempio. Allo stesso tempo sono riuscito a identificare altre tipologie di lens interaction, e alcune di queste per esempio fanno riferimento che quando si hanno delle città o delle urbanizzazioni che sono completamente sull'interfaccia tra la terra e il mare, quindi l'urbanizzazione arriva veramente al limite massimo. Molto spesso le stesse città, gli stessi luoghi molto urbanizzati e impermeabilizzati fanno sì che funzionino direttamente come driver di inquinamento nelle aree costiere e nel mare, e questo può generare diverse tipologie di problemi. Allo stesso tempo ci sono altre tipologie di interazioni che sono molto più allargate, e per dire come si può fare l'esempio delle ballast water, che sono sostanzialmente quando delle navi vengono riempite di acqua quando sono vuote per poter navigare, e poi l'acqua viene rilasciata all'interno di altri porti. Questo cosa crea? Crea l'introduzione di specie aliene all'interno di mari diversi, perché magari queste navi partono dall'Asia e arrivano nel Mediterraneo. Questo fa sì che questa interazione di lens interaction è un'interazione che si allarga quasi a una scala mondiale, per cui la necessità di avere del materiale o la necessità di spostare del materiale da una parte all'altra del mondo fa sì che molto spesso queste navi possano arrivare in porto e cambiare, introdurre delle specie aliene. Questo può influire, non può, influisce sul sistema marino e il sistema costiero. E quindi molto spesso si perdono delle specie marine e cambiano anche, quindi ci possono essere dei problemi a livelli di pesca, ma può cambiare anche e avere dei problemi, delle ripercussioni a livello turistico, perché magari quei mari possono avere dei problemi perché ci sono delle altre tipologie di pesci che prima non esistevano in quel luogo. Questo. Un altro tema un'altra interazione molto interessante, che è sempre una delle interazioni negative e che dà un po' il senso di tutto quello che è lens interaction. Come si può identificare un'interazione di lens interaction? È molto difficile, perché molto spesso non c'è un confine, una delimitazione ben precisa. Molto spesso dalla letteratura si individua la produzione agricola come un problema, e molto spesso la produzione agricola non è sempre vicina alla costa, ma molto spesso è molto all'interno dell'entroterra. Cosa succede? Che tutta la produzione agricola, molto spesso si parla di produzione molto intensiva, in cui si usano fertilizzanti, in cui si usano diversi prodotti per aumentare la resa. Tutti questi prodotti vengono sversati all'interno magari di canali, di fiumi, e i fiumi in questo caso, che sono i driver, funzionano come portatori di quegli inquinanti, e quegli inquinanti possono arrivare nelle aree costiere. Questo è un esempio, per esempio, a Miami, in Florida. Questo evento in particolare è stato chiamato Red Tide, che nel 2018 quelle spiagge erano spiagge turistiche dove tutti andavano, avrebbero pagato qualsiasi cifra per poter andare in questi luoghi bellissimi. L'intensa produzione agricola all'interno, nelle aree più interne, ha fatto sì che tra un anno e l'altro ci sia stata un'eccessiva quantità di nitrati e fosforo rilasciati dall'agricoltura nei fiumi, e ha fatto sì che ci fosse un processo di eutrofizzazione e questa creazione di queste alghe, che tra l'altro erano nocive, erano delle alghe particolarmente nocive, per cui si è persa anche la potenzialità di questo luogo come luogo turistico, perché non era possibile fare balneazione. Questo è per cercare di far capire che
Lens interaction sono delle dinamiche che non è un approccio, non è un modo di governare, ma più che altro bisogna avere chiaro che le attività antropiche sia a terra che a mare, perché alcune volte anche da mare interagiscono con la terra, quando si sta pianificando bisogna cercare di capire come queste usi e queste attività influiscano o a mare o a terra, perché se no non si riuscirebbe a governare, a pianificare in una maniera corretta. Allo stesso tempo c'era anche qualcosa di positivo all'interno dell'Lens interaction e questo è un esempio, perché attraverso la letteratura ho anche scoperto che ci sono molti ambienti naturali, quindi per esempio possono essere lagune, possono essere delle wetlands, possono essere diverse tipologie degli acquitrini, diverse tipologie di ambienti naturali che funzionano come buffer, quindi cercano fino a un certo punto, fin quanto la natura può fare, a ripulire gli inquinanti che vengono riversati dalle attività antropiche e quindi cercano in una certa maniera anche di fermare questa interazione tra terra e mare. E molto spesso, anche se si guarda in prospettiva della salvaguardia costiera e della salvaguardia dell'erosione costiera, della salvaguardia dei paesi, delle città nelle aree costiere, queste aree, le lagune, le wetlands e tutte queste tipologie di habitat naturali hanno anche una doppia funzione, non hanno solo la funzione di ripulire e fare retention, di pulire gli inquinanti prodotti dall'agricoltura, quindi da terra a mare, ma allo stesso tempo hanno anche una funzione di diminuire le problematiche a livello costiero di flooding, o di erosione marina, di erosione costiera, scusate, di erosione costiera dal mare. E con questo vorrei concludere, per cui Lens interaction è una tematica molto complessa, non è identificabile, non è facile poter identificare dei confini da dove inizia, da dove finisce, però l'idea di poter capire quali sono gli elementi che la compongono fa sì che in un'analisi, quando si va poi a pianificare lo spazio costiero, lo spazio marittimo, avere questa conoscenza può permettere di poter pianificare in una maniera più corretta, in maniera di poter mantenere il territorio, il paesaggio in maniera migliore. Vi ringrazio. Grazie mille Alberto per la complessità anche del tema, proprio come giustamente detto, è difficile ascriverlo a dei confini specifici sia normativo che soprattutto anche spaziale e questo forse è una delle grandi sfide che come pianificatori e come tecnici che guardano il governo del territorio, questi sono dei grandi temi di frontiera perché spesso la scala su cui noi dobbiamo riferirci è molto più ampia di quella che abitualmente siamo abituati a considerare. Un caso su tutti, che visto che la professoressa Di Lascio citava proprio oggi in apertura la questione delle concessioni balneari, un altro dei grandi temi che toccano in particolare la laguna di Venezia e il contesto della costa veneta è il manifestarsi della presenza di una specie alloctona che non è tipica della laguna come può essere quella del granchio blu, che è una che fa seguito a una serie di altre specie che il commercio internazionale ha tendenzialmente portato all'interno di questo ambiente peculiare come quello della grande laguna veneta, che però non è ancora stato assorbito dall'ecosistema e che quindi porta a un cambiamento sia anche proprio nella cultura locale, nel paesaggio, nella tradizione, perché adesso si sta già pensando a come utilizzare questa nuova specie che è molto invasiva, come anni fa è stato per la vongola filippina che gradualmente ha quasi sostituito la vongola autoctona della laguna. E anche qua non è il semplice prodotto che sostituisce un altro, ma cambiano la cultura, cambia la tradizione, cambia anche l'approccio alla questione. Quindi da dinamiche globali arriviamo a toccare paesaggi e questioni molto molto locali. E se posso solo aggiungere una piccola cosa, anche quando parlavo di habitat naturali, questo tipologie di habitat, lagune,
habitat naturali che hanno molte funzioni, hanno funzione di migliorare il processo di interazione e allo stesso tempo aiutano anche a diminuire le problematiche e la vulnerabilità delle aree costiere rispetto a eventi climatici, fa sì che creano anche un paesaggio naturale di valore, e questo è un bene per l'Italia, per dire, perché siamo molto chini all'economia del turismo, ed è molto importante valorizzare questi luoghi, perché daranno molti benefici non solo a livello turistico ma anche a livello ambientale e anche di salvaguardia delle aree costiere, quindi hanno più di una valenza. Grazie. Sicuramente la multifunzionalità degli interventi anticipati prima dal dottor Ramieri e enfatizzati dalla sua presentazione, Alberto, sono un po' il tema della giornata, come la parte di costa sia non solo una finalità e un territorio ad appannaggio dell'economia turistica, ma possa e deve cominciare ad acquisire un ruolo anche di multifunzionalità ambientale, economica, sociale, paesaggistica, sia in termini di gestione sia in termini proprio di obiettivo di pianificazione. Concludiamo la parte della mattinata con uno spostamento proprio in questo caso geografico, spaziale, verso la parte più interna, quella che lei Alberto ha citato come quella componente che normalmente teniamo separata dalla gestione terrestre, che è quella che guarda a quello che accennava Emiliano Ramieri, alla pianificazione dello spazio marittimo. Abbiamo chiesto a un esperto in materia che sta seguendo tutta una serie di progetti nazionali e internazionali dal punto di vista sia del diritto sia proprio della gestione pianificatoria. Abbiamo con noi la professoressa Nicole Roversi Monaco, che anche lei, come la professoressa Di Lascio, si occupa di diritto e ci vuole un po' introdurre anche questa nuova tematica di frontiera che, come giustamente ha introdotto Alberto Innocenti, è vero che è leggermente staccata dalle dinamiche terrestri, ma l'impatto che la gestione, la pianificazione di questi spazi ha anche sul paesaggio costiero è sicuramente fortissimo. A lei, professoressa Roversi Monaco, la parola. Grazie. Io provo a condividere lo schermo e ecco, come vedete? Sì, vediamo perfettamente. Perfetto. Allora, come è stato detto, io mi soffermerei adesso sul tema del paesaggio costiero all'interno del piano di gestione dello spazio marittimo, che è un piano, come vi illustrerà il mio collega Fabio Carella, che si sta elaborando da parte dello Stato italiano rispondendo a una direttiva europea che lo ha previsto. Sostanzialmente questo piano andrà a regolare le attività umane nello spazio marittimo, gestendo le conflittualità degli usi e disciplinando con un unico atto amministrativo diciamo quali possono essere le vocazioni d'uso, gli usi consentiti e delle misure che vadano a regolare i diversi usi ammessi. Allora, innanzitutto questo diciamo già un dato consolidato, ma vorrei riprenderlo. Il paesaggio costiero in Italia non è oggetto di una protezione speciale, perché ha lo stesso regime delle altre aree che sono sottoposte a tutela paesaggistica o comunque che sono sottoposte a una disciplina di appunto salvaguardia e valorizzazione delle componenti paesaggistiche. Inizialmente l'ordinamento giuridico tutelava solo beni dichiarati di interesse paesaggistico e successivamente con la legge Galasso del 1985 si sono sottoposti a tutela i territori costieri entro 300 metri dalla riva per legge. Quindi sostanzialmente possiamo individuare 3 tipologie di paesaggio costiero, diciamo.
le aree tutelate per legge, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali del Paesaggio, che appunto in continuità con la legge Galasso stabilisce che i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti a tutela paesaggistica in quanto aree tutelate per legge. Quindi si tratta di beni paesaggistici per legge. È da notare il concetto di battigia, perché la battigia è il punto di contatto tra la terra e il mare, e questo fa sì che, come è specificato anche nel testo dell'articolo, sono tutelati non solo i litorali bassi sabbiosi, le spiagge, ma l'intera fascia costiera, anche i litorali frastagliati, discontinui, le scogliere, i terreni elevati sul mare. Anzi, per la giurisprudenza amministrativa, in particolare alcune sentenze del giudice amministrativo siciliano, per questi c'è una maggiore esigenza di tutela paesaggistica. In secondo luogo abbiamo i beni dichiarati di notevole interesse pubblico lungo la costa, che, questo è da notare, possono anche essere nello spazio marittimo, nello spazio marino. Ad esempio, se si tratta di aree di interesse archeologico, e per questi beni, ad esempio in Campania, ci sono specifici piani particolareggiati marini previsti dai vecchi piani paesaggistici che sono vigenti in Campania, e questi piani vanno a delimitare gli specchi d'acqua da destinare a parchi archeologici subacquei e regolamentano anche gli usi dell'intera fascia marina, quindi anche navigazione, acquacoltura, pesca, tutte le attività antropiche all'interno dell'area. Ovviamente le esigenze di tutela del patrimonio culturale sommerso implicano una necessità di considerare la compatibilità e di vietare attività che possono andare ad incidere sul fondale marino, ad esempio la pesca a strascico. Terza categoria di beni che rientrano, diciamo, nel paesaggio costiero sono gli ambiti di paesaggio costiero che vengono individuati e pianificati nei piani paesaggistici, che possono andare al di, diciamo, per quanto possano andare al di fuori dei beni paesaggistici vincolati. Allora, un tema nuovo che è emerso nell'elaborazione del piano di gestione dello spazio marittimo è quello di tutelare queste, diciamo, diverse categorie di beni del paesaggio costiero nella intervisibilità terra-mare, e cioè dover valutare all'interno del piano la compatibilità delle attività antropiche che si svolgono nello spazio marino con il paesaggio costiero. Quindi ciò che il piano di gestione dello spazio marittimo deve fare è, diciamo, definire vocazioni d'uso, usi consentiti e misure, quindi prescrizioni che si rivolgono alle amministrazioni, indirizzi che si rivolgono ad altri piani, prescrizioni che si rivolgono anche ai soggetti che svolgono attività in mare, e questi contenuti del piano devono essere tali da garantire la compatibilità degli usi con il paesaggio costiero, considerando quindi l'interazione tra
gli usi nello spazio marittimo e il paesaggio costiero. Questo aspetto è considerato all'interno delle linee guida che sono una sorta di hanno diciamo l'efficacia giuridica regolamentare, sono delle linee guida integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sulla pianificazione marittima, e queste linee guida che sono state approvate con un DPCM nel 2017, stabiliscono che il paesaggio costiero può innanzitutto essere un vero e proprio uso delle acque marine. Ciò significa che se ci sono esigenze appunto di tutela del patrimonio culturale e anche del paesaggio costiero, possono essere individuate delle unità di pianificazione con appunto l'uso patrimonio culturale e paesaggio, che può anche essere un uso prioritario, e su questi aspetti ritornerà il collega Fabio Carella. Quindi, diciamo, già nella individuazione delle unità di pianificazione può essere già individuata la presenza, la rilevanza della tutela e della valorizzazione del paesaggio costiero. E ciò ovviamente si lega nella maggior parte dei casi con l'uso del turismo che, diciamo, si immagina come turismo sostenibile, quindi come forma di fruizione del paesaggio costiero compatibile con la sua tutela. In secondo luogo, le linee guida stabiliscono anche che tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e nello specifico del paesaggio costiero sono delle finalità che il piano di gestione dello spazio marittimo deve perseguire. In particolare, queste che vedete sono alcune delle finalità indicate nelle linee guida. In particolare ritroviamo l'esigenza di promuovere forme di fruizione turistica sostenibile, non distruttive dei caratteri di naturalità e delle qualità paesaggistiche delle fasce costiere, contenendo in particolare i fenomeni di urbanizzazione continua e compatta lungo la linea di costa, quindi c'è già un esplicito riferimento alla fruizione turistica sostenibile. O ancora c'è la finalità di promuovere la qualità progettuale degli interventi di ampliamento o adeguamento delle aree portuali, con particolare attenzione alla salvaguardia e alla valorizzazione delle strutture insediative storiche e dei valori scenici e panoramici del rapporto di intervisibilità terra-mare. O ancora c'è la finalità di salvaguardare e valorizzare il patrimonio archeologico sommerso e più complessivamente il patrimonio archeologico, storico-architettonico, anche singoli manufatti come ad esempio fari, torri. Si citano le antiche strutture per la lavorazione del pescato, ma anche i nuclei centri storici, e in generale il patrimonio paesaggistico delle fasce costiere, anche ai fini di un'offerta turistica di qualità. Infine, un altro elemento, un'altra finalità è quella di assicurare una razionale pianificazione localizzativa degli impianti eolici offshore, preventiva rispetto all'assegnazione in concessione degli specchi acquei dedicati e attenta ai valori paesaggistici costieri. È evidente che per queste tipologie di usi, per gli impianti di energie rinnovabili, emerge una forte interazione con la tutela del paesaggio.
quindi, diciamo, rispondendo a queste finalità indicate dalle linee guida per il piano di gestione dello spazio marittimo, quello che si sta cercando di fare per appunto integrare le esigenze di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale con gli altri usi, è stato, ha comportato la ricognizione di tutti quelli che sono i vincoli paesaggistici costieri, i beni archeologici, al fine appunto di valutare queste esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, in stretta correlazione con la promozione del turismo sostenibile. A questo punto però è da chiarire che il piano di gestione dello spazio marittimo ha un'efficacia giuridica molto particolare, cioè è configurato, e questo diciamo per rispondere anche alle esigenze che sono state poste dalla direttiva europea di dare certezza, chiarezza anche per gli operatori economici degli usi consentiti e delle relative norme sostanzialmente, è stato configurato appunto come un piano sovraordinato rispetto agli altri atti pianificatori e programmatori. Allora, questo vale sia per quelli che hanno ad oggetto lo spazio marino, sia per quelli che hanno ad oggetto lo spazio terrestre. Per questi ultimi, in realtà, il rapporto di sovraordinazione non è, diciamo, non comporta automaticamente una prevalenza del piano di gestione dello spazio marittimo, ma c'è la necessità che le autorità amministrative competenti per i piani e i programmi che hanno ad oggetto lo spazio terrestre si appunto adeguino agli obiettivi stabiliti dal piano attraverso propri atti, nell'esercizio allora della loro discrezionalità pianificatoria e programmatoria. Quindi il piano di gestione dello spazio marittimo, diciamo, per quanto riguarda gli atti che hanno ad oggetto lo spazio marino, è sovraordinato e implica che vengano armonizzate le disposizioni che hanno ad oggetto lo spazio marino con i suoi contenuti. Per quanto riguarda i piani e programmi riguardanti attività terrestri, e quindi lo spazio terrestre, e quindi anche la pianificazione paesaggistica, c'è una mera, diciamo, indicazione di obiettivi, un'integrazione tra piano di gestione dello spazio marittimo e pianificazione paesaggistica sostanzialmente. Però un altro aspetto da considerare è che la pianificazione dello spazio marittimo, nel momento in cui viene elaborata, deve considerare tutti i piani, i programmi esistenti e in particolare la pianificazione paesaggistica, ma non solo. Nel caso appunto in cui questa manchi, come è nel caso della Regione Veneto, si considereranno i vincoli paesaggistici anche laddove siano oggetto di una specifica disciplina d'uso e comunque diciamo i possibili riflessi sullo spazio marino che questi beni vincolati possono avere. Ecco, questo è diciamo
diciamo, la parte che stiamo portando avanti attraverso una attività anche di consultazione delle soprintendenze, quindi gli uffici periferici del Ministero della Cultura, Ministero della Cultura che è all'interno del comitato tecnico incaricato di elaborare i piani. Queste consultazioni riguardano però anche le regioni costiere, perché l'elaborazione del piano in realtà è oggetto di una copianificazione tra Stato e regioni. Una copianificazione che è diciamo rispettosa delle competenze degli enti coinvolti. E infatti il regolamento interno del comitato tecnico stabilisce che l'approvazione del piano debba essere subordinata sostanzialmente al consenso della regione costiera e nel caso in cui ci siano esigenze di tutela del patrimonio culturale, come anche dell'ambiente, ci sia il consenso delle amministrazioni statali preposte a questi interessi. Infatti è stabilito che il comitato debba deliberare a maggioranza assoluta dei membri votanti, fatti salvi i casi in cui la delibera investe interessi di preminente rango costituzionale in tema di tutela del patrimonio culturale, paesaggistico dell'ambiente e le amministrazioni statali preposte alla tutela di detti interessi manifestano il loro motivato dissenso rispetto alla posizione maggioritaria, nel qual caso il comitato delibera all'unanimità. Quindi è necessario comunque che ci sia una posizione favorevole da parte del Ministero della Cultura, nel caso in cui ci sia appunto una questione di tutela del patrimonio culturale. E se la delibera invece incide su materie in cui le regioni hanno competenza legislativa esclusiva o concorrente, ricordiamo la materia governo del territorio, in questo caso il comitato delibera all'unanimità o con il voto favorevole dei rappresentanti delle regioni interessate. Allora, siccome in realtà le regioni, diciamo, hanno competenze legislative in molte materie che riguardano, diciamo, la regolazione delle attività in mare, è chiaro che c'è la necessità appunto di una posizione favorevole da parte del rappresentante della regione, che anch'esso siede all'interno del comitato tecnico. È molto rilevante il fatto che si parli di copianificazione e questo aspetto procedimentale è di grande importanza quando si parla di paesaggio. La scelta, diciamo, di prevedere una copianificazione è stata dettata dall'esigenza di garantire una collaborazione, una valutazione contestuale di interessi che fanno capo a diversi enti territoriali, appunto in un atto frutto di condivisione tra gli stessi. Vi ricordo che quando si parla di paesaggio, la Corte Costituzionale ha più volte rimarcato che la copianificazione paesaggistica è un principio fondamentale. Esso è stabilito nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e diciamo vi cito molto brevemente e poi termino il mio intervento, vi cito brevemente solo 3 sentenze. La sentenza della Corte Costituzionale 66 del 2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge
della Regione Veneto, che disponeva che la giunta regionale procedesse alla ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e delle aree tutelate per legge nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico, perché diciamo questa disposizione, secondo la Corte, introduceva un procedimento differente rispetto a quello appunto di copianificazione Stato-Regione previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. La seconda sentenza è la sentenza 240 del 2020, che è stata pronunciata in un conflitto di attribuzione promosso dallo Stato nei confronti della Regione Lazio, che aveva approvato un piano paesaggistico in maniera sostanzialmente unilaterale. E anche qui la Corte annulla gli atti di approvazione del piano e appunto risolvendo il conflitto, nel senso che la Regione non ha la potestà di elaborare in via autonoma e unilaterale il piano paesaggistico, perché c'è la necessità di evitare che questo vada a essere modificato anche radicalmente, dice la Corte, con il succedersi degli organi regionali, cioè c'è bisogno di un orizzonte temporale lungo, una dimensione temporale di stabilità, perché diciamo le scelte rispecchiano anche una dimensione nazionale che il paesaggio ha. E infine la terza sentenza che vi cito è la sentenza recente della Corte Costituzionale 164 del 2021, sempre relativa a un conflitto di attribuzione, questa volta promosso dalla Regione Veneto contro lo Stato, che aveva dichiarato il notevole interesse pubblico di un'area, usando un procedimento previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che appunto stabilisce la possibilità per lo Stato di intervenire informando la Regione nel caso appunto si intenda vincolare alcuni beni. La Corte appunto ha risolto il conflitto dando ragione allo Stato, affermando che rientra nella competenza costituzionale dello Stato la tutela del paesaggio, che risponde a una logica incrementale, cioè le regioni possono allargarne l'ambito ma non ridurlo. Ecco, questo diciamo è quello che secondo me sono i profili da considerare all'interno della questa elaborazione del piano di gestione dello spazio marittimo che è appunto in corso. E passerei la parola, se non ci sono domande, Filippo, a Grazie. Fabio. Grazie mille Nicole, perché ovviamente essendo anche, come ho detto in apertura di giornata, un tema molto complesso e soprattutto che è di forte contemporaneità. La pianificazione dello spazio marittimo è uno dei temi, grandi temi di frontiera, per cui le normative europee che stanno, non dico obbligando, ma caldamente suggerendo agli Stati membri di dotarsi di questa strumentazione, implica che anche il processo, il percorso di concertazione, relazione con gli enti locali di diverse dimensioni e livelli amministrativi porta a toccare tutta una serie di tematiche trasversali che sia Emiliano Ranieri sia Alberto Innocenti hanno introdotto preventivamente e che portano oggi a vedere questo percorso come un qualcosa in forte innovatività e soprattutto con un carattere altamente, come si può dire,
in transizione, perché anche molte cose per voi sono un passaggio che state costruendo insieme esattamente in questo periodo storico, cioè non ci sono grandi esperienze consolidate, sono in alcuni casi del nord Europa in cui la pianificazione dello spazio marittimo ha già sedimentato esperienza. Proprio di questa esperienza passiamo la parola al nostro ultimo relatore di giornata, che è il dottor Fabio Carella, che insieme al gruppo di lavoro coordinato dalla professoressa Nicola Versimonaco e da altri colleghi dello IUAV, insieme anche a tutti gli altri enti che per conto di alcune cordate nazionali, come può essere per dire anche il CNR in forma specifica, stanno portando avanti questo processo di pianificazione dello spazio marittimo, ci porta un po' a vedere che cosa stanno facendo a livello di sperimentazione e come questa sperimentazione di tipo sia di processo che appunto di piano ha un forte o può avere una forte connessione con le dinamiche che toccano il paesaggio. A lei Fabio la parola. Grazie, grazie mille. Allora proverò a condividere lo schermo così dovreste vedere. Ok, mi confermate Filippo? Sì, si vede. Ok, perfetto. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Fabio Carella, sono ricercatore e dottorando qui all'Università IUAV di Venezia e insieme ai colleghi, in realtà Nicole e Emiliano, facciamo parte del polo scientifico che supporta e collabora con i vari ministeri e le varie regioni costiere che fanno parte di questo processo della pianificazione del mare per appunto redigere il piano nazionale che la direttiva europea ha obbligato appunto di stabilire entro il 2021. È stato attuato, come diceva prima Nicole, tramite il decreto legislativo che ha stabilito il MIMS, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, come autorità competente e diciamo che il paesaggio sin da questo decreto, sin dall'inizio si vede come nell'articolo 7 si può inserire all'interno di quelle che sono le interazioni terra-mare e tutto quello che riguarda la valorizzazione, la tutela soprattutto dei beni paesaggistici in capacità appunto a questi nuovi usi futuri, ma neanche più tanto futuri, che ormai anche in mare stanno iniziando ad arrivare. Queste linee guida di cui prima stavano menzionando appunto Nicole e anche Emiliano sono delle linee guida che hanno determinato, hanno strutturato la fase e la metodologia del lavoro con cui approvare, con cui redigere questo piano e sono state identificate 3 aree marittime per l'Italia. Queste 3 aree marittime prevedono quindi 3 piani di gestione, uno per il Tirreno, uno per l'Adriatico e uno per lo Ionio. Diciamo che c'è stata una frammentazione in modo che possa anche diciamo agevolare questo che è il processo nazionale ed è stato suddiviso il nostro mare, come potete vedere, in subaree. Ci sono subaree costiere e ci sono subaree offshore. Generalmente quelle costiere fanno parte a livello legislativo entro le 12 miglia nautiche, come anticipato già prima, fanno parte, sono di competenza regionale. Ci sono alcuni casi dove queste subaree vengono in realtà condivise, sono condivise da più regioni e questo è il caso della Campania con la Basilicata, nel Golfo di Taranto con invece la Puglia, la Basilicata e la Calabria. In particolare le fasi operative e cercherò in realtà in ogni fase che proverò ora a illustrarvi ho posto comunque l'accento sempre sul paesaggio e su come il paesaggio si interpola in queste fasi. Sono 6 fasi riconosciute e un processo attualmente in itinere, quindi è un processo che sta procedendo e devo ammettere anche con un'importante sfida, un'importante anche necessità di arrivare entro la data prestabilita a effettuare, sì, a sviluppare tutte queste fasi.
Le prime fasi, diciamo, la prima fase è stata una sfida molto importante perché il mare, come molti di noi già sanno, non è così chiaro a livello di attività, non è così chiaro a livello di usi, di settori che sono presenti. In più, essendo spaziale, bisognerà anche gestirli all'interno di determinate aree. Questo ha portato in realtà il processo ad analizzare e a chiedere di contribuire a tutti i ministeri rispetto appunto ai loro settori, di preparare, di collezionare questi dati e insieme ai ministeri anche le varie regioni. Quindi la fase 1 è quella appunto diciamo delle mappature essenziali e dei contenuti, degli elementi presenti ad oggi sul territorio italiano. Questa è una mappa che appunto rappresenta il paesaggio che è stato diciamo categorizzato insieme al patrimonio culturale, perché il referente ovviamente è il Ministero della Cultura, e possiamo vedere la distribuzione di questi beni paesaggistici, dei beni sommersi e dei beni culturali entro i 300 metri dalla linea di costa. Ovviamente, come potete anche vedere qua dalla rappresentazione, l'interazione terra-mare è elemento essenziale per questa analisi, soprattutto per questo settore. La fase 2 è stata invece una fase dove una volta identificato i contenuti e gli elementi presenti sul territorio nazionale, è stata quella di identificazione di queste interazioni tra i diversi usi, tra i diversi impatti che le attività hanno sul mare, e quindi in particolare si è posto l'accento per quanto riguarda il paesaggio con quelli che sono i nuovi usi, i futuri usi. In particolare sono usi legati agli impianti per l'acquacoltura, alle installazioni possibili future dell'energia rinnovabile, e quindi, come anticipava prima Nicole, legato principalmente all'intervisibilità terra-mare e alla capacità e alla sfida anche che la costa italiana ha, collegata appunto all'alta densità lungo le coste, dettate appunto dall'attività turistica, dal turismo. Questa è un breve riassunto di questa matrice che individua la compatibilità e la non compatibilità con i diversi settori che rientrano all'interno del piano. Come possiamo vedere, abbiamo la produzione appunto di energia di idrocarburi, i cavi, anche i condutture sottomarine. Queste sono collegate non solo appunto al paesaggio di per sé, ma anche al patrimonio culturale, soprattutto quello sommerso. L'impatto che ha l'acquacoltura, soprattutto a livello di visibilità e della pesca delle reti da traino per quanto riguarda il patrimonio sommerso, e anche che a volte, diciamo, sembra non così essenziale e importante, ma anche l'impatto che hanno le aree della difesa, del Ministero della Difesa, molte delle quali a volte rimangono interdette per lunghi periodi a causa di esercitazioni, per esempio. Si è passato quindi poi alla fase 3. La fase 3 è quella che, diciamo, colleziona e identifica gli obiettivi, diciamo, strategici che il piano nazionale si pone. Sono stati definiti gli obiettivi strategici per ogni singolo settore rientrante in questo piano, e per quanto riguarda il paesaggio e il patrimonio culturale, che ci tengo a ricordare che insieme alla protezione ambientale e delle risorse naturali sono gli unici due principi trasversali, quindi sono dei principi che stanno al di sopra di tutti i settori e di tutte le attività, o che comunque si relazionano, devono essere relazionati a tutti i settori e le attività presenti in mare. Sono stati appunto identificati 5 obiettivi strategici.
La maggior parte di questi sono ovviamente a favorire, a valorizzare e a tutelare i nostri beni paesaggistici e non solo, a promuovere anche la collaborazione in materia appunto paesaggistica tra i diversi enti, che è quello che anche appunto, come anticipava prima Nicole, stiamo portando avanti insieme a questi incontri, non solo con le regioni, questi incontri bilaterali, a volte anche trilaterali con le soprintendenze. E questi obiettivi parlano, quindi trattano il tema del supporto del pregio paesaggistico lungo la fascia costiera, il recupero e la riqualificazione di immobili, qua stiamo parlando di immobili quindi a livello costiero, terrestre, che rientrano nei 300 metri dalla linea di costa, supportare e favorire la conservazione del patrimonio archeologico subacqueo, che è anche un importante tema e che si collega molto con il tema del dive, dell'attività di dive, che oggi in Europa stanno crescendo molto. E questo potrebbe essere anche una di quelle attività, diciamo, di ecoturismo che potrebbe giovare, che potrebbe anche far scoprire nuovi elementi e far scoprire in realtà il mondo subacqueo ai turisti, alle persone. La promozione appunto che dicevo prima a livello regionale e poi infine creare questa consapevolezza per quanto riguarda appunto il patrimonio culturale immateriale. Si passa alla fase 4. La fase 4 è il core di questo piano, perché è la fase di pianificazione, quindi la gestione degli spazi in acqua e in questa parte, diciamo, in questa fase, le regioni sono state, diciamo, i principali soggetti che tramite gli incontri bilaterali con il polo scientifico hanno dovuto identificare una visione per singola subarea e quindi per singola regione costiera, con una visione dei 10 anni, da qui a 10 anni, la definizione degli obiettivi specifici che devono ovviamente trovare una sorta di capacità e di dialogo con gli obiettivi strategici individuati nella fase precedente, e poi le unità di pianificazione che sono, che vedremo dopo, comunque sono, diciamo, la frammentazione e la destinazione, diciamo, delle aree all'interno delle 12 miglia per poi arrivare a definire quelle che sono le misure, cioè le misure che dovranno e che si pongono l'obiettivo di mitigare gli impatti tra i diversi settori, quindi riducendo o cercando di ridurre quelle che sono le attuali conflittualità, i conflitti tra i diversi usi e incrementare, laddove possibile, ulteriori sinergie. Qua ci sono, vi presento questi tre contesti che sono la regione Liguria, la regione Sardegna e la regione Calabria. Come potete vedere, sono rappresentati con una forte densità lungo le aree costiere, i beni paesaggistici e anche al di là della costa, quelli che sono delle zone alert all'interno delle quali è possibile, diciamo, trovare dei beni sommersi. Il buffer costiero, che è stato scelto come di dimensione 1 miglio nautico, è un buffer che va proprio a identificare l'attività turistica presente e che quindi si inserisce nel contesto che prima ampiamente ha descritto Alberto, riguardo appunto a questa che è l'interazione terra-mare. Queste mappe tematiche sono state fatte per ogni singolo attività. Oggi qua vi vorrei solo mostrare appunto quella collegata al turismo e al paesaggio e al loro dialogo, alla loro conflittualità che viene espressa, per poi arrivare attraverso queste mappe tematiche a identificare
le varie attività, cioè la sovrapposizione di tutte le attività ad oggi che conosciamo presenti nelle acque e che ci permettono a livello di densità di identificare le problematiche che ci sono ad oggi, le problematiche di sovrapposizione delle stesse aree con differenti attività, di differenti interessi anche. Quindi arrivati a questo punto, quello che si è richiesto e che vi anticipavo prima è la frammentazione di queste aree, la destinazione di queste aree a specifici usi. E queste sono le unità di pianificazione. Le unità di pianificazione possono essere classificate in quattro tipi. Dalla più generica, dove generalmente la scelta regionale ricade con questo uso quando o c'è una carenza di informazioni e di dati, oppure quando non ci si vuole attualmente sbilanciare per definire una vera priorità di un singolo uso, perché mancano degli studi o si stanno facendo o sono in fase di redazione, per esempio, dei piani, come ad oggi ci sono quelli delle AZA, quelle per l'acquacoltura, per esempio. Quindi andando poi, diciamo, più nella restrizione, più negli usi, diciamo, riservati, si passa al prioritario, dove identifica e fa emergere una o più priorità, cercando proprio, ed è in questo caso che vedremo dopo, che il paesaggio si inserisce molto, molto spesso, proprio per garantire e consentire regolazioni reciproche attraverso due usi che a cui si fanno riferimento delle conflittualità importanti. Poi si passa ovviamente ai limitati, ai riservati, collegati principalmente laddove i limitati sono stati utilizzati principalmente per le aree marine protette, laddove esiste già un piano di gestione e delle regolamentazioni che definiscono queste aree, e poi gli usi riservati. Gli usi riservati invece sono stati generalmente attribuiti a quelle che sono le attività del Ministero della Difesa e alla Marina, in particolare alla Marina Militare. Quindi il passaggio, questo appunto il caso della regione della Sardegna, il passaggio che è stato fatto e su cui viene frammentato e destinato le aree delle acque territoriali sarde, è proprio quello dell'identificazione delle geometrie dall'attività alle aree e alle unità di pianificazione. Diciamo, la campitura rigata identifica una priorità con una duplice priorità, quindi è quello di cui parlavo poc'anzi. E come potete vedere lungo costa, il buffer costiero di 1 miglio dà la possibilità e dà l'attenzione soprattutto di gestire l'attività del paesaggio e del patrimonio culturale insieme a quello del turismo costiero e marittimo. Queste fasce sono state definite e frammentate a loro volta laddove vi sono le entrate dei porti, per esempio, o delle aree marine protette, come potete vedere, credo, nella 7.1 oppure nella 7.13. E questo ha permesso di dare un maggiore valore a quello che è il buffer costiero, che non vuole essere una standardizzazione del processo, ma vuole essere una qualità di quelle che sono le coste sarde, in questo caso, e di gestione di due attività e di due usi inizialmente conflittuali tra loro. Diciamo, collegata all'unità di pianificazione, alla rappresentazione che arriva ovviamente nella specificità fino a un certo punto, ci si è agevolati attraverso la costruzione di una tabella.
una tabella che per ogni singola unità di pianificazione identifica il tipo, quindi che uso, di che uso stiamo parlando, quindi in questo caso dell'uso prioritario tra paesaggio e patrimonio culturale e il turismo, le motivazioni, cioè il perché è stata destinata quest'area a queste due attività e settori, gli altri usi, ovvero quali sono i settori compatibili, ma che devono comunque, la loro compatibilità non deve influenzare l'andamento e la qualità dei settori che sono stati identificati come prioritari, particolari considerazioni sugli altri usi, quindi collegandosi a questa colonna, cosa ci sono di elementi rilevanti, ma soprattutto l'ultima colonna è quella che a noi più interessa, perché è la colonna che identifica gli elementi rilevanti per l'ambiente e il paesaggio, essendo, cioè, come avevo anticipato prima, essendo questi due settori, questi due usi trasversali rispetto agli altri settori e alle attività. Qua vengono identificate più nel dettaglio a quali misure di conservazione ci stiamo riferendo i siti di Natura 2000 presenti, e anche poi a livello, diciamo, più internazionale, più a livello mediterraneo, anche, cioè, diciamo che in questo caso rientrano anche nelle EPSA, quindi in queste aree di marine ecologicamente e biologicamente sensibili per la Convention sul Biological Diversity. Vado avanti con il caso della Toscana, molto brevemente. Anche qua quello che volevo porre soprattutto all'attenzione sono soprattutto il buffer costiero non va solo a indagare su quello che è la costa terrestre, ma anche e ovviamente sulle isole, in questo caso nell'isola d'Elba. E in più tutto l'arcipelago toscano ha definito delle aree limitate o addirittura riservate per delle aree marine protette presenti all'interno delle acque territoriali, dando loro appunto una maggiore protezione, una maggiore attenzione rispetto alle attività presenti all'interno delle acque regionali. Come potete vedere in questo caso sulla parte, diciamo, sulla mappa di sinistra, quella degli usi, anche qua la sovrapposizione dei diversi usi e delle diverse attività è evidente, non solo collegata al trasporto, ai corridoi del traffico, ma soprattutto anche all'attività di pesca presente allo sforzo. Questi sono dati collegati allo sforzo di pesca in un determinato periodo 2008-2016, e fa vedere come appunto queste attività rischiano da un lato, senza una reale gestione delle aree, di deturpare quelli che sono in realtà le nostre, inteso come noi a livello italiano, le nostre qualità naturali e ecologiche soprattutto. Stessa situazione qua, però direi col tempo posso andare avanti. Questo è il riassunto di quello che è l'intero Tirreno, l'intera area del Tirreno. Dalla parte sinistra emergono, diciamo, gli input, cioè quelle che sono le attività più impattanti o comunque anche quelle maggiormente presenti e maggiormente significative all'interno dell'area marittima, mentre la parte di destra è l'output, ovvero come si è passati da attività a gestione delle aree. E su questa parte volevo porre l'attenzione rispetto al paesaggio e al turismo. Il paesaggio identifica 42 unità di pianificazione in cui vi è la priorità del paesaggio, insieme ovviamente molte delle quali è presente in duplice priorità il turismo,
E questo fa emergere anche nei casi appunto di coesistenza delle priorità degli usi il numero importante presente tra quello che è il 33, come potete vedere qua in basso, 33 unità totali di pianificazione che definiscono questa relazione, ecco. Lo stesso per quanto riguarda l'Adriatico. E poi cosa sta succedendo ora? Come avevo detto già in principio, è un piano ongoing, quindi è in itinere questo processo. Attualmente stiamo preparando insieme alle regioni, ai ministeri, una possibile struttura per definire le misure che andranno a regolamentare o a regolamentare, sì, diciamo, quelle che sono a indirizzare le attività e le loro unità di pianificazione, partendo dall'obiettivo specifico della regione riguardo appunto il paesaggio, facendo riferimento all'area tematica, che in questo caso appunto è il paesaggio e patrimonio culturale, e le varie interazioni che il paesaggio ha con le altre attività. In alcuni casi le misure, come nel primo caso, possono identificare semplicemente non l'interazione ma direttamente il paesaggio di per sé. In altri casi invece vanno a definire misure che cercano appunto di ridurre queste conflittualità o di gestirle, comunque per creare una maggiore sinergia. Si vanno poi a identificare delle categorie, cioè se sono categorie di misure spaziali, temporali, tecniche, tecnologiche, di monitoraggio, eccetera. La tipologia della misura, che potrebbe essere una misura di per sé, in senso stretto, un indirizzo o un'azione, la possibilità di collegare questi obiettivi, queste misure alle unità di pianificazione nello specifico e far vedere quindi e riflettere questa misura sugli effetti che può avere rispetto agli altri usi. Grazie mille per l'attenzione, spero di essere stato nei tempi e interrompo. Grazie mille Fabio, grazie mille alla professoressa Roversi Monaco per la connessione fra l'anticipo del percorso e il percorso stesso che dall'idea normativa, regolativa ci sta portando, inteso come livello nazionale, verso la definizione del vero e proprio piano di gestione marittima del contesto nazionale italiano. Oggi abbiamo fatto una carrellata molto intensa su delle tematiche abbastanza, per alcuni casi, lontane da quella che è la pratica quotidiana di tanti tecnici e corsisti che oggi assistono a questo corso. Però è importante perché la pianificazione e la gestione paesaggistica in determinate aree del nostro paese, in particolare tante aree che anche la Regione Veneto ha al suo interno, che sono le lagune, i fiumi, la parte costiera, gli ambiti di transizione, devono spingerci a riflettere su come questi tipi di ambiti richiedono non solo dal punto di vista progettuale molto molto locale, ma anche una sua coerenza con quelle che sono le grandi dinamiche di trasformazione normativa e contestuale di questi territori. Quindi la giornata di oggi ha avuto quel tipo di obiettivo, cercare di dare una panoramica di come l'approccio progettuale normativo ha inevitabilmente delle ripercussioni su quello che è l'approccio paesaggistico. Io, prima di chiudere e di lasciare diciamo, la pausa tra la prima e la seconda parte della giornata, chiedo ovviamente ai corsisti se ci sono delle domande o delle richieste specifiche rispetto a questi ultimi temi trattati nella seconda parte della mattinata, e ringraziando ovviamente tutti i relatori per la loro esaustività nel toccare dei temi, tra virgolette, molto di frontiera, in cui la digestione anche proprio tecnica è molto complicata in ottica contemporanea. Quindi se in questo momento, vedendo che non ci sono specifiche richieste da parte dei corsisti, io vi ringrazio, vi saluto a nome appunto sia mio che della professoressa Reo che vi abbiamo invitato.
cercherei di mantenere anche una connessione da parte nostra nei vostri confronti per mantenere quella linea guida che ci porta a tenere il tema del paesaggio fortemente collegato all'ambito di interfaccia con l'elemento acqua e soprattutto l'elemento costa, perché in altre puntate che stiamo organizzando sicuramente potrà essere di grande utilità. Quindi di nuovo grazie mille a tutti i partecipanti, sia i corsisti che i relatori, e buon pranzo a tutti. Grazie, arrivederci. Vediamo alle ore 14 seguendo l'altro link di riferimento classico per i lavori di gruppo. Grazie mille a tutti, arrivederci. Arrivederci, grazie. Buona giornata, arrivederci. Arrivederci, grazie.